ma se sto venendo Perché beh, frate, la faccia non esce, lo devi. il vostro fratello ha ragione, perché i patate sono buoni, ha ragione il vostro fratello. Ma, usate, rimane così. Usate come facessi la testa taglio al salato. C'è la testa taglio, ma facessi la testa taglio al salato. Ma, A proposito, non è per caso avete avuto adesso un marito, io e cucinare? Sì, aspetta che ti porto. Non ti sentiamo. e ne pulizia a testellaggio. Basta, non c'è più niente da mangiare. Non c'è più niente. Addio. Va bene. Ma come sei a fare questi patate? E Dai, la patata. Il nostro frate si mangia di tutte maniere. Ah, vostro frate si mangia patata, io ci piace. I patate. Spiegaci come si Chi mangia. vuole buglioni, fritti, vuole fatti crocchè, Ho chi capito. vuole fatto il tofu, Eh sì, di tutti i manieri. vostro frate abbiamo proprio ragioni, fate da tutti i manieri, va bene. Mamma. Io vai a cucinare, favorite, mangiate con noi. A dopo, dove la mamma, vedete? Ah, tu vuoi la mamma? Guai, quanto vi sono sti buzzi. Buongiorno. Ah, mi spasciai pure i braccia. Buongiorno. Andai a fare la spesa. E al momento mi stava sciarriando pure con che ma dopo, non toccare niente. Amma del vicino, lontane del non toccare niente, che hai cose sistemate e non fai capire. No, io solo volevo guardare, niente. No, non è guardare niente, oh, vai a mettere là. Non toccare niente, Denise. A noi mi faccio una bella picchia spesa, volevo accattare un gravetto e mi stava sciarriando pure con gli anchetti. Oh, fermo gioco, ciunte. Vai già e non toccare niente, e qui chi sto fa sta vita? Pezzulia, cecca, pezzulia e poi a tavola non mangia. E io a ci cucina a fare. Non è toccare niente. Mi stava dicendo che mi Ma io stava... non stavo a toccare, io volevo solo guardare. Non c'è niente da dare, sette da dare. Io sistemare i cose, i saccio no. Sì, sapete. Mi stava dicendo che mi sciarriai pure con gli anchetti. Perché voleva un segno di gravetto e io voleva dare tutto sano. E tanto fece e tanto disse che alla fine sempre sano un bel Dio. Un gravetto sano, ma io dico che siamo cristiani. Io che fare con tutto sto gravetto? Come che fare con un gravetto sacro? Non mangiamo a pesce giorno, se non mangiamo oggi, non mangiamo domani. Ma poi tu, io ci vizziniamo la orba, tu ti mangiassi a roba ricordiata di un anno prima. Ma mia, io mi mangiassi pure che da un anno ieri. Ma zitto, te va, sconchiuto, sempre un solo. Sì, sempre il solo Tu mietta media roba. Io? Sì, mietta media roba. Un signore che chi giorno ti castiga. Diciamo che sto La fate sudderare se vuoi aiutare, da Gigi. Sì, avete ragione. La fate sudderare. Sì, e Che non sa, e non come sa ti che si ci ha fatto io? Sì. Ma come l'hai fatto la pressione? E come le fare? Come ci piace a Ido? no, Ma farlo di patate, I come le patate, fai? no, i patate, quando ci sono. E visto che Sua Eccellenza i maccaroni ne vuole vedere più, andiamo a fare un gravetto. I maccaroni, quando ci sono. Poi vi dai una bella picca di formaggio con spezie, dopo di sosizza, a salami, che faccio che ci piace, tanto salami, una bella picca di mozzarella. Ma dimmi una cosa, scusa, a salame chi è Sant'Angelo o chi da Casereccia? No, a nostra non sale, tipo Sant'Angelo. Tipo sa, ho capito, a salame. E poi vi dai una bella picca di parmigiano, verdura, frutta a volontà, e se mi resta tempo e fare una picca di cordurone con zucchero. Pure, perché a te ci piace con zucchero, tipo leva sapore, non con sale. Quindi se facciamo questo che mangiare facciamo bene noi. Sì. E quindi, niente, tutto questo. Va bene. Io veramente, a dire la verità, a tavola non vado a sparare. Logico. Certe volte a fine mese non mi muccio che resto senza soldi. E i sacchetti sul vagante, che debito faccio, ma a tavola, sciacqua rosa e viva Agnese. Non se ne parla. E chi sono il resto? Avete ragione, che mangiate? Brava dalla vicina di 100 anni, Così speriamo, così.
Va bene. Va bene, Angelina, sai che ti dico, uniamo non andiamo, grazie per l'agio e poi non ne facciamo, siamo a I pace. patate chi è? I buttati? Maria, cammina questi patate, Poi la vedi patate, ti fa per sua moglie. Ah, i buttati. Ah, i Ora buttati. ci faccio un peggio gravetto. Io sono patate e poi un capretto. Così. E un ne a mozzare. Dove te sarà? Un. E non ci saranno se tu. E sei un Come mi dava sti cosi? Come? Come mi dava? Ecco. Senza soldi, come mi dava? Gramana. Un ne che mi facevo muzzicare a roba lotta di Cristina. Sì, perché chi sei a roba che lavare, chi c'è lavaregge? E come? Dicevi c'era per te sarà? Un grave. Un. Non ci saranno se tu dici, una via a essere. Una via a essere, che te a dire io, visto che ti metti a parlare davanti all'auto, davanti a Chigli, ci le fare sapere a tutto il quartiere che io faccio la vannata, che ti pare che ci le fare sapere a tutti, vede che a mia gente va a sapere che sogno buono, che hai a panzachina, meglio un vediate che compadre ti diceva, ma nonna, ma che fai scherzo? Io ho catto quartiere e camminare da fronte auto così. Uccetta, per camminare che affrontiamo da come dici tu, ci vuole la panzachina, se non che affronta basta ma avanti. Ma che fai aspettare? Ma sì, Ma cammini. non ti preoccupare, che hai, voglio fare polemica. Hai, voglio fare polemica, ma io ho da nannaio. Non ti preoccupare che avevamo a reserva, ci ne vuole prima che mi scompara la panza. Ma che stiamo cambiando? Che gli abbiamo la ricetta? No, è che a noi pure un piccolo signore non buona, che ci puoi fare? Ma anche tu piccoli? Ma poi, padre, dici, ma perché tu che fai? Fai tutte queste cose? Io che feci? Appunto, che fai? Angelina, se ti alzi, gli altri cosi e passale già a banna. Che fai? E che feci? Io mi aveva pigliato un marito falegname. Ma perché il nostro Signore che cosa ha fatto? A cosa pigliò i papà? Non falegname, che vuoi dire? Certo, per essere povero, Angelo Nuzza, un gravetto spiano un po' non sta grandezza, un tamustiera, a mangiano i muschi, un gravetto spiano. E io vedo quanto fu fissa. Sì. Che se avendo davanti l'esempio del nostro Signore, Sì. io mi pigliai un marito falegname, oh bestia. E che può fare? Oh bestia. E che può fare? Ma perché non ce l'hai? Ma dimmi Per una mancanza di volontà. no, guarda, ma mancanza di volontà no, è che mi trovo in un momento cronico, un momento di passaggio, un momento cronico, capisci? Di miseria cronica, E hai sì. ragione, di miseria cronica, sì. Io, guarda qua, io mi volevo migliorare la mia posizione. E che feci? La saia, già che andava a Mastro Giuseppe, ho falegnato per migliorare la posizione. E che feci? Lo suaita, in un momento tanto fu guardare. No, lascia stare, non te ne andaste per migliorare la posizione. Io veramente ti cacciò, diciamo tutta la verità. Ma quale cacciare? Ma cacciare la mia! Lui lo va dicendo per sleale concorrenza, che Sì, dire? leale concorrenza. Ma a noi perché ce ne combinaste più i cicchetti, gli autoghi. O concetta, che ci ne vada sola sbagliai, con da tavola, liscia da qua, liscia da là, perché era qua rettangolare dove un po' di tutto. Un tavolino 8 che diventa una buffetta. Oggi a coppa guida di qui del compasso, perché sto era stotto e fece lo spazio. Sì, un compasso era stotto, come no? Ciccino non è un compasso che è stotto, non è un compasso, E chi è, Piccino? è un nostro destino che è stotto. Vabbè, gli hai ragione, è un nostro destino. Figlia mia, io sogno di umile e miserabile origine, vero? Volia lavare a me faccia al cospetto della società, volia lavare un uomo da una famiglia da tutte le umiliazioni subite, e lava faccia e lava un uomo, sempre la mannara finì a fare, Vabbè, capisti? insomma, per quel giorno non buttaste manco la città. Angelina! No, non buttai manco un lazziscappa. La vannara, hai una sfida, la vannara ma nonna, la vannara ma mamma e la vannara pure io. Va bene. Vediamo quando si va a chiudere sta puntetta. Oh, Angelina! E allora, non mangiamo tu che niente. fai? Io non feci manco niente. Oh, che feci? Che feci?
Io a mia mi rimannero tutti io prossimo. Signora lei, allora una cristiana che faccia... Una cristiana che faccia mangiare, arrivando una casa senza l'anima. Va pare giusto, va pare giusto. Stava lavando tu Robby comunque. Stava lavando tu Robby? Ah no figlia, tu non è lavare niente. Che fai scherzi? Lavo già abbastanza io. Cuttia, sta curdeggia sa quanto rompere. Ma tu, tia ti mandiamo a studiare, tu non è lavare niente. Vabbè. Io ora devo solo bucato da signora lei. E c'è lavare solo quello che portò Angelina da banna. E da bene ora a fine settimana. A signora Ciufletti? Io solo due bucato già. Chi è? Perché mi guarda così? Ma quando mi guarda così io mi scanso. E perché non ti posso guardare? Chi è che stai pensando? Che ti passa da te? Dimmi una cosa, sto bucato da signora... No, aspetta, non mi dire niente, non voglio sapere, perché già mi stai agitando, non voglio sapere, non mi dire niente. Dimmi che volevo dire, da fai parlare. Sto bucato da signora Ciufletti, tiene una certa puttazza. Sai? Una città importanza, così lusso, ma come sai? Cose bellissime, Angelina, cose bellissime. Ci sono tuagli, cubetti perché, lenzuole lino, burano, cantù, intaglio, cose lusso perché la figlia sa maritare. Sa notare. Sì. E quindi ci stanno sbagliando a piaccare. E allora? Ma che ne sai che cosa? Non mi dire niente, non voglio sapere. Io ti volevo dire, Don Camillo un pignatore, era amico, e sta roba sa amico. Ma dovresti impegnare roba da signora Ciufletti, oh! Ma che si faccio? E se chi la donna, ma mia che mi fare salutare un cuore! Ma che da se non hanno stile, una sua figlia, manca la paregliona, e poi Don Camillo è l'amico, non ne può fare male su. Leve pillo da testa perché non se ne parla proprio. Che ti pare che mi va a lasciare un cuore come l'ho ciavata quando ti impegnasti in un solo da marchesa? Che io al momento stavo restando secca. Per favore, va, non dire niente e non mi ripetere più. Va bene. Così dici tu, non mangiamo, non mangiamo. Non mangiamo, fammi non mangiamo. Basta che mangia Angelina, l'importante è chi? Sì, Angelino sta visto per me. Picciato. È picciato. Io devo fare una cosa, mamma. Perché a tia tu sei carusa e un discorso non vale. Guarda che mi detto. Due vita freschi. Vedi, su che fila, mamma? Due ce ne dai. Tu. Ma io? Certo, tu, allora tu. Ma anche a due ci fanno male, Concetta. Guarda che facevo? Uno lo mangi tu, e uno lo mangio io. Che fai tu? Ma per favore, la ricetta di come caffè. Ora ci fanno male. Idi è carusa, guarda che palladella. Idi è in crescenza. Come fanno? Nonna, fanno, non mi ricordo magari. Mi ha insegnato a me l'umoratino sto segreto che mi sta fame nannare. No, vieni qua, secco di qua, mamma, fammi capire. Che vuole dire che fammi andare? Mi date con questi uomini. Ciccino, sta carusa non è buona. Ma perché chi ha questa carusa? Non so, che tu chi eri? Ma in più tu un video, forza? Sta attento. Sì, a me si rompono. Sì. No. Ma chi è chi ha? Ci mi scasti. Eccola la forza mi ci qui ammazzava canto, come pure sta cosa, E cucina. allora chi è chi ha? Ma chi hai? Un enti hai, mamma, che volete? Mi raccontai che mi avevi raccontato una cosa, ma non mi ricordo niente come avevi raccontato. Che dici? Che dissi? Che stavi a raccontare una cosa. Stavi a raccontare una cosa. Sa racconta, non sa racconta. Tu sai quando sa raccontare la vita. Avanti. No, Ciccino non è buono. E chi è? No, ma che cosa avrai? A mia non mi dici niente, fai un bacio e domani ci ma che cosa hai? La giornata, per tu fare. Chi hai? Chi hai? Con mia, e ha la stessa malattia, ma figlia tu quanti a caccia. Che vuoi? Un castello, i guanti pieni, sì, un brodo di gruppo. Vuoi un bro di brutto? Vuoi un bro di brutto? Ma che Concetta, l'amore, il vecchio servitore fedele, l'amore! si è innamorato di un vecchio servitore fedele? Sì. Oh no, gioia, no, figlia! Ma che fai scherzi di un vecchio servitore fedele? I vecchi per Dio non fanno bene per i figliuoletti come a Dio. A me non mi hanno sotto, quando niente mi hanno sotto. Ma zitta, perché queste sono farenature che passano, su fessari che si pensano che tu. Oh, quando i vecchi si innamorano se la gente l'avventura, ma che fai? Sta parlando di un film. Anna, sto genio.
O concetto andiamo a cinema, sì, andiamo a bere la luppina e poi ci diamo una cazzusa capallina, ma famiglia pure tu, vai! Ma che vai dicendo, concetto? Sì, te ne va, Andiamo a cinema, ma come la vedi sotto per andare a cinema? ma poi tu, di quei altri figliuletti tanto belli, tuo povero studente, Sì, è sì. povero. E poi, Non sì. ha pesciata manco una cammina. No, come creature, no. Però almeno una licciata sape scrivere, oh, quando mai. Alicia, ecco tu che mi avevi ricordare. 4 anni fa dove è una liccia? La resa, tia, va. A me, E allora non ti faccio cantare non poterlo riaddare. Ma Eh. ricordare, tu mi avevi ricordare. Oh, bene mia, io prima una liccia e non ne dice Che non ne dici niente, Angelo niente, analizza, mamma mia, chi stia stato tu faccio di casa, donna Sicuro, tua, ma che come, chi va analizza e non ne dici niente, oh Angelo niente, mamma, analizza, è una mantista. è una mentira, È una martina chi è stata? una mentira, uscite, andiamo, vediamo se tu Andiamo a dire che sta liccia, ma senta mamma, tu vedi che hai bisogno di mangiare di due vitti, che ti fanno un boss. Sì, uscite È vestiti, importante. sì, uscite vestiti, un posto, Super. Cammina, vediamo chi è sì, stato. vedete, sì, ma guarda, sì, aspetta. La Sabina, no? Ma tu dici, oh, la e ci varrai? Certo che ci varrai. E che ti dici? Ma disse che c'è solo una cioccolina di guardia. Comunque, c'è tanto. Appena l'ho riconosciuto, il Dumas e mi hanno detto un bello saluto. Ma ci visto vuol dire che allora lo pensa. Certo. Allora come scudo allora. Ma io che tagliate? Aspetta. Ma che fai? Ma che fai? Questi scasamenti fuori per mangiare un uovo. Rimangiare, così sei contento. E noi lo guardiamo pure l'uovo, va bene, così, netto Sì, uovo. ma ce l'ha Ricci. No, gli avventori che cercavo con tua mamma, lì non andiamo Ma giù. come, vogliamo intendere, ho conosciuto cantaranno. Non ne vite lì, io, non ne vite. Sì, va bene, va. Oh, e Bene, cercavo. bene, andiamo, va. Anna, Ali, guarda lì. Ali, Piano! ma, e che sono queste cose? Cioccolatino, così mangiare, buono sì. Ti voglio bene! E qui è sto urnuto che mi spusta, qui! Ah, guarda lì! Ah, c'è la sta mamma! Posto? Ah sì, a posto! Va bene, io vai in capanna, vediamo di che dove sei stato. Sì, vai. Sì, vediamo di che dove sei Ma che ha oggi? Ma, sì, ma visto quando passo io a canno tutto. Ma che c'è di Angelina? Vabbè, aspetta, Facciamo la vita così non ha tempo. può essere. Ah, voi siete che c'è? No, lei, buongiorno. Buongiorno, non si saluta, si solo vuole successo del te capito. Buongiorno. Io, da quante che faccio l'esattore, a questi quartieri popolari, mi sento pericolo, mi busco e mi scambio. Buono, non pare che stiamo andando male, noi qua abbiamo comprensione. Venite qua. Ho finito il mio solito giro, sapete che dico aspettare. E che mi da dare? Leggete. Ah, e che mi da fare? Leggete. Che sono queste cose? Che sono? Sono ricevute da casa, donna Cola Sapori. Leggete. Dici da Nicola Saporita, è inutile che mi date. E che mi dà? Evviva! Oh, ma che fu? Ma visto? No, lei, dicevo, ma mio papà oggi sono una piccola cosa. Ah, me frate, non l'hanno pagato. Non l'hanno pagato? No. E ora io che ci posso fare? Che ci va a tutto io ora? Oh, Valeria, Cavolo, non l'hanno pagato, tanto ci vedete pure. sapete che cosa mi dici? Ma ci devo pagare! Ma voi quando potete, che faccio? Mi sappia. Non c'è bisogno di domani, perché mio frate non l'hanno pagato. Ma allora che faccio? Vengo dopo domani? Né dopo domani e manco fra un mese. Poi poi di curioso. Ah, allora accade davvero una perdere la pazienza? Ah, allora né oggi, né domani, né dopo domani. Madonna!
Ma che fu, ma che Ma lo faccio per cantare. Ma budissimo, ora comunque Ma una no, passata. ciao, Sapete, buoni peccato. Da quanto è che morivo, abbonare mia moglie, guardate che peggio, guardate che ne ho chiaro, guardate. Ma che bella! Io pigliai un esaurimento nel buso e lo stai toccato da spalla. Sapete? Eh? Tutto stavo già passando. La sera, mentre portiamo che sono in giro, non sapete che che mi succede. Che ne sapete voi? Tutta una famiglia vincono in cuore. Che ne sapete che scatto che pigliai? Una gatta si branci poi. E io che potevo fare? Come trovai che fare io? Io sono mannato, che ci posso fare io? Ma io attacco tu per la spada. Spudissimo, No, questo esaurimento. Ma comunque, io che posso dire? Io che tu sbagliato che vado budissimo. Chiamate la mamma e papà, non c'è cibo, non la cuccetta. Aspettate, che state leggendo la riccia, dopo. Ma che lì, che mi interessa mia la lì, come dannario. Chiamate ma non c'è cibo, non la cuccetta, passate. Mi hanno fatto bene. Io non sono contenta, è ancora mia. Lo dico sempre io, poveri, ma allegri. E io quanto che morivo, per abbonare le mie mogli. Non stai in sta valle di lacrime, non stai. Che ne sapete voi? Donna Cuccetta, non c'è cibo, ne si. Un momento! Chi è? Ah, ho sempato con me. Chi è che sono fatto con oggi? Che volete? Buon Gennaro, buon giorno, che volete? Ma io non ci devo dare perché non capivo. E ora vi togno a voi, leggete. Leggi io? Ah, se sapeva leggere, io gioco come marito. E io qui. Ma io che per dire, a voi no, posso marito mio. Non c'è cibo, non siete. Ma tu non è già incia. Chi è che sta facendo? Se sta facendo... Un momento! Ma che fa? Ma stai facendo la manicuri e pedicuri! Sta facendo una manicure. Ma chi? Che volete fare? Però un corichino del zucchero. Angelina già se sapesse che notizia. Oh Maria. Ma non sa. Ah, eccomi qua, qui è che mi questa serata. Chi mi vuole? E simpatico. Ah, Non lui. sa ciò caso posso, se potremmo dire davanti a io. Ma perché non me ne andate, va? Non mi Ma si io piace. sono comandato, per fare un mese avanti io. Ma io, Poi se volesse via con me. io pensavo che era qualcuno che aveva bisogno di qualche servizio di via. Io pensavo che era qualcuno. Ah, voi sì. Ma che ci c'è? A duro che avevo servizio con voi. Ma mi sentite buono? Concetta, dici l'uomo come sei. Buono si sente. Buono. Magari, che sei dopo tempo, sì. Ehi, che ne sapete di non E che ne sai? Che ne passate? Poi dite che è mia. Oh, Chi? non potete dire perché io sogno un pozzo, sogno dopo un forno. Potete parlare veramente. Che ne sai? Che notizie Angelinetta? Ma che ne sai? Tu vuoi come un motto su un cicotto. Parlate, liberate. E che mi dice? Che lei mi ha detto. Concetta, e dice vicino, avanti. Veramente ricevemmo una bella notizia. Ricevemmo una bella notizia. Che dopo 20 anni un fratello di mio marito, che è d'America, se ne viene qua a stabilirsi in casa nostra. Lo sentite, Angelina? Ma che bella notizia! Bellissima, vieni Papà Natale! Chi c'era Licia? Chi c'era? Chi stai la lizza, capisci? Don Ciccino, ma sto papà Natale, per caso? Chi ha? Lo so assai. Cosa sta? Boh! No! Tipo che manie cattiville come se ne... Catte navini! Catte di 100! Tanta America i soldi funzionano così! A sta maniera! Ah no! Ora l'abbiamo di catti 100 e 1000 cantiere e il resto non ti lascia bene! Ah! Pure che venda fortuna
una pure bambino. Sì, Ma che così, ma non esce tutti queste mani vuote. ma mano copia, quale mano copia? Ma rivolgere i soldi Dico! a voi, a chi? No, a tutti, no, lui non ce ne A fa. voi non mi hanno aiutato. Ah. Ma piuttosto, tutti questi soldi che cazzo sì. Ah, non venga pure non vanno mai mani. E come mai? E ora mi spiego. È che all'inizio mio fratello era un tipo percettibile e non voleva che mi pigliava a concetta perché dice che non era un partito per la nostra famiglia. Oh, chi? Ma che stai dicendo? Sì, Ma chi è amici Ma che stai dicendo? ecco. Ma che ti inventi? Ma che fai scherzo? Ma io devo stare una bella addosso, ma chi è che scusaste? Tu scusaste che mi piace che si è mentivo d'accordo con te per non sfigurare ci sciuppo lo specchio dell'armadio di Masoro. E chi da Giangia perché non si poteva vedere se ci niscia sul campo della faddetta oppure no? Ah? Tu scusaste che ci mentivo una lamera perché si aveva spiegato con te. Tu scusaste a bella addosso che puttai che giuaro tutto per tu mangiare panaccia di mentito frate che partivo per America. Ci pagammo viaggiare, tutta bella dove che puttai, tu scusaste. No, Concetta, non sbummagami cosa la stavo stando. E certo, perché ora non ti conviene, non sfummagare. E non sfummagare, Che se va noi bene. a casco Dio un rosario, non di Ave Maria. Va bene, già un scuduriato, forza, avanti. Ancora ne hai visto. Va. Sì, va. E va bene, è settembre, va bene. Oh, va bene. La stavo bene. E la stiamo E la stavo bene. va bene. Intanto, sai che volia dire? No. Ah, io ho visto andare alla stazione. mia che bello. La stazione come va? Ci vuole così. E di mia che voglio darsi, tu scudaste che belle soldi io spenni per tutta le spese stamattina, per gravetto, tu scudaste? Sì, mo scudate. Dico, andare alla stazione, un tassi senza piccio non ci fa. Ma non c'è cibo. Chi c'è? Da pulire. Capito? Ma allora voi non avete proprio stima per me. E che cosa? Tenete qua. Ho basta 50 lire. Concetta, basta di 50 Basta, lire. non basta. Basta. Aspettate. Aspettate. Don Ciccino, a io permettessi un galantuomo come a voi, vado alla stazione a piedi, non si ama, che se vuole di chiossato Ciccino, No. Ci chiedo con me, io ti vai a piglio, i soldi dall'affitto, o cavare come cosa, ci voglio la prossima volta, Va bene. ci do qua. No, Ciccino, sono tutti soldi spicci che li vuoi con tanto sacrificio. E chi ha la cosetta la befana? Va bene, va. Sì, Che fatto di pigli? Picchiate. pure una mancia, una cosa, pare che subito ci fai pagare tutte cose a tuo frate. Va bene. Vedi, poi noi ne sappiamo più Non so pagare, sì. Ma io voglio solo facendo con maretta quando mi marito. Allora Mariuzza non ti facci compagni con Maretta. Allora a te non ti davo farina, ma... Io dammi gelaita. Sì, va bene. Ma Ciccino, vedo come subbiamo tutto cose, Sì. ci sono, che facciamo? Andiamo a Ti stazione? accompagniamo da sì, avanti, Ma io, E che stavo accompagnando, un morto. Ma io- Accompagniamo da sì. Va bene, va bene, accompagniamo da sì. ho commesso. non è staccato, C'è permesso o non c'è permesso? E io faccio. E tanto saluto la Angelina! Sconfitto mi dovevo chiamare io, sconfitto. Duro come una roccia. Sì, vedi, tu funziona. No, dicevo. Dico, ma tu ci hai parlato bene con tuo papà? Angelina, io ci ho parlato, ma quello è puro, è tutto di Tavolino. Stiamo montuti così, il visoso. E io, il orgo, e io invisibile. Invisibile. Mi chiudo dentro la stanza e non ci esco più. Pensa che faccio portare il mangiare direttamente in camera. Da un vecchio servitore fedele? No, è una giovane cameriera. Ma perché? No, così dicevo. Angelina, senti, ma non è che cominci a fare la gelosa tu, Perché io già l'avevo fatto me, se ti metti pure tu la gelosia, anche un tempo niente. Sì, ma io dico, ma perché ti presentarti come un povero studente squarcinato? Questo significa mentire, lo vedi? Perché? Per togliermi un poco di dosso la puzza del denaro, della ricchezza, per non essere portato con antipatia o nava. E che fai ora, Angelina? Ma perché piangi? Che fu, Angelina Barra? E tu ci devi un grosso
Ma... Grazie. Notizia che Grazie. lavora che da stare quindi non va a un e ti vado a Sì. vai, lo saluto. Salutiamo. Auguri, e che su? Stavo con i pare. Sta arrivando mio zio dall'America. Oh, e mio papà è andato alla stazione a prendere. Tuo zio dall'America. Sì, ed è arcimilionario. E siccome avevo figli, l'unica che farò io. E che te? Diciste l'America? Sì, ed è arcimilionario. Allora ora faccio una faccia. Vai a casa, pigliami faccio, lo posso toccare. Sì, e pensi che bene. Angelina Gioia, quello. Appena sente la parola milione a casa mia, è magica. Mi apre di sesamo e si apre, mi porto del cielo e il popolo dell'inferno in te richiama la pace. Angelina, io in questo momento sono invulnerabile, corro, vado, volo per il cielo. Ne vediamo un dopo. Non magari. Vai! Angelina volava per il cielo, ma mi distingue qua. Ma che scongiuduto, questo qui è Modinesci. Senta Angelina, vede la mamma, vede che ora noi a chiesto nelle malluare del casto mortifare. Perché ora noi cangiamo condizioni, non aveva niente a che vedere più con noi. Una volta, quando non avevamo niente manco noi, ma ora, io non aveva niente a che vedere con noi e le mallasare mai. Ma io veramente dovrei ci contare a questo, ma non chi hai sta facci funerali? Ma dico, ma che milioni ti fanno ridere a chi, eh? Ma che milioni? Io ci contai a tutto il quartiere. Ci contai a Cumpareggia! Oh, ma che sono belli sti sciuri! Tu sai che sta confusione? Non ci avessi pensato. Ma è vero, non ci avessi pensato, vedi la maracuna navannucci, grazie Maria, il rosso come si matte, che sono belli, ma per ma frana, per ma cognati, portarci ma meno male che ci pensaste tu. Lo vuoi? No, ancora no. Meno male, lo vuoi in tempo. Guarda, Dai, che portaste tu? A champagne. E allora l'amicizia, non è l'amicizia. Ah, maracuna navannucci per E davvero. poi vi redate, tutto, vi redate. Ma grazie, sono emozionata pure per la vostra dimostrazione d'amicizia. Lo sapete? Che ne sapete come mi batto il cuore? Guarda Angelinetta, guarda come mi batto. Sono emozionata. Perché sono troppo emozionata. Io veramente a sto magognato. C'è voluto sempre. C'è l'affetto, poi tu parti in America, l'hai pensato sempre. Donna Concetta. Io poi pensai uno vicino a bella caffetteria caffè, buttai servizi buoni, di porcellana, pensai che pure questa confusione. Grazie Antonietta, ragione, hai la testa confonduta, le emozioni, perché non è solo i soldi che cambia tutte cose, c'è pure l'affetto, io ci voglio troppo bene a sto magognato, grazie. Scusate un momento, visto che ora siamo tutti sottomani, facciamo organizzare a me tutti questi festeggiamenti, questi paramenti, perché sono numero. Allora, voi mettete qua in prima linea. In prima linea chi è una guerra, No, una battaglia. ma che battaglia? Poi da mettere in secondo piano, girate. E il secondo piano che vediamo, non vediamo Oh, il santa secondo Madonna, piano. il secondo piano significa vado a mettere che ho parere. E così, che mi dici ora, devo dire. Ma io sono compareggia. Come mi cerca con me? Io sono di famiglia. Sistemate per dare che cama metto io, così quando c'asi, io comincio a dire evviva! Sì, e che passa? Vorrei. Aspetta un attimo, ma tu vuoi sognato, come si chiama? Ah, Cesarino. Io come io ti spunto, come sentiamo noi, io dico, evviva del Cesarino, stappato, no? Va bene, Cesarino. Ma faremo una picca sconciuta questi Ma no! Ma faremo mica un sugliano da Grecia, ma là ci le scuola. Queste cose sono cobrate. Sì, bravo, va bene. E allora, quando arriva ci diciamo fatti le mani e diventa una mano. Dai, Ferma tutto! Datemi una seggia che mi sangue uniamo! Datemi una seggia! Concetto! Chi? Oh, manco molto solo! Concetto!
Mamma, che succede? Cicci? Concetto, Ciccino! concetto, Ciccino! Ma vostro fratello che carriera? ma vuoi? Ma un senno vieni! Museno sì, marito no. Concetto, mamma c'è. Oh, povero, sono domestici! Muovere 50 lire me lo sapevo io, che non ce n'avevi a dare a stavo. Bella mia detto, bella mia detto, sempre stato famigliazza, sempre, che sono una maniata di... Concetto, S'ambrase fuori, non mi fare parlare, s'ambrase fuori. non parlare, s'ambrase a fuori, non parlare, non scopriamoci la potatura. E soprattutto, giù sconchiuduto, giù mangiavane, a tradimenti do frate, mai lei potuto vedere, sempre qua, su avanza lei ha avuto. A chi che ci pigliasse la faccia un pullone da mattina fino a sera, sempre lo stesso, nascevo per fare un canile la farina, sempre. Ah, per favore, ma per favore, lasciatemi sola, andate bene, lasciatemi sola, hai un bisogno di solitudine, quando mi faccio una schiattata di pianto da capo fino a domani mattina. Cicino, Dici, i miei 50 lire, un nessuno. i 50 lire, ma i 50 lire, tenete qua, manco mi soldo tu da sì, io un miserabile cappuccino mi pigliate. Dici, voi volete la cosetta da beffare, tenete qua, perché non toccai niente, tenete giù, va bene. Veramente, sapete che dico? Non ho mai visto una Cosa piccola stiamo più. Sì, va bene. Stiamo per la panna, va, quando giocare a casa quando comprare questa mattina. Logico, qua facevo come a Santo Vito, come a Dammi la Santo Maria. Vito, passa avanti e tu arrivi. Sì, va bene. Ah, moglie, pensavo che non si parlava. Ah? Caro Don Cicci, Che come lo capisci? Non va a valere E così questa Don Cicci. quindi tu sai da quanto sei matto lì? Ma che voi a meno, hanno visto preferito io stare un tavolo portato a mangiare pane e cipolla e avere a trappare il mucchiere che mi farà solca. Voi a me la vedi a donna Cucciera, io a cui hai, guardate che c'è qua, guardate, Ma papà rimasto con chi sta? guardate che bello, Io immagino che papà lo vuoi, come lo vuoi all'attacco? Maddalena lo giuro, Ma una sua. scomparsa a te 18 dicembre. E chi me la sa tutta sta valle? Senti, Don Gennarino, non vi pareva già abbastanza avvelite così, ma perché non ve ne andate a ciangere a noi ciabatte? Abbiamo ragione, mamma. Madonna Concetta, una cecchina donna ma posso Concetta. fare? Un pazzo per voi, ma voi voglio una picca di conforto. E non avevamo bisogno di suo conforto, ha confortato a cacca no. Andava, non Sì, c'è niente. signore, ora sa che pazzo, Sì. volasse. E poi a farlo con donna Cola, vedevo dire che pozzo conchiuso. Sì, Non molto sì. permesso, non permesso. Molto sì. E restammo finalmente pace, figliole e E spirito Spirito santo. Santo, sia fatta la volontà di Dio. Che vergogna! Angelina, ma che c'hai da Che fare? vergogna, ero come pazzo! Non ti mettere pure tu, Che vergogna! Ma che c'è la buona, ora perché c'è Angioletta, dopo tutto, niente avevo, non ne non andiamo, basta, che volevo fare? Così, la nostra sorte chi stai? Ah no, avevi ragione dopo. E chi ha ragione? Avevi ragione, è una vergogna, avevi ragione. Chi? Ma che te pare? Che no? te pare? Chi? Che te pare? Che da fuori a scura non fanno niente. Lo sapeva che il tuo quartiere, lo sapevano tutti i cortigli. Che te pare che fanno a sta ora? A sta ora ne ridono a re le spade, ne sono nei rasturdi a sta ora. Lo capisci? Ma che ci pare che ora perché non viene da frati, io non sono più buona, che non mangio più, che non hai più la panzatina e che non sciado. Ora ti faccio vedere io. Angelina! Ne asciugravetto di forno che con d'aula, che ora mangiare. E se cacchio tu non avevi che mangiare e avevi fame, potesse venire qua, perché modestamente, Concetta Tramontano, quando canza d'aula, sfama tutto il quartiere. Vengono signori, vengono, c'è posto, vengono. Non hai più bisogno di Oh. minchi, sogno sazzi. Eppure io, Ora tu però devi stare muto, Ciccino. Tu devi stare muto, perché non è dire più manco una parola. E vabbè, e stavano, vabbè. E non parlare più. E non parlo
paglia. Ma c'è come può attaccare oggi, che bella sorpresa! Mangiasto! Ancora no. No, ancora no. No, l'abbiamo mangiato. Mi dispiace, non bambino prima di mangiare. Non c'è sto pericolo. Sto pericolo ma non baleno non c'è. Non ti preoccupare, sette la sorte. C'è, non c'è. Sul mio balona. Ma c'è perché? Mio marito gli ha un picchio. Chi ha tuo marito? Un picchio, un pacchio, che signora ti ha portato faccia. Chi ha un pacchio, signore? Scusate. No, suo marito. Cicci, non ha un picchio. Ah, un picchio un pacchio. E non che via a fare? E che fai? Ma mi chiamo per colosso, nanno venite, piccicare io. No, no, non la succidare il spirito. E che fai? Fai scherzo. E sei caruso e manannai? Pigliasti i carusi. E certo! Sì. Che via a Facci fare? sto Ci disse, andiamo mille, una ceruccetta a fare una ricca di buona vita. E faciste buono, giusto. Del resto, ne mangiano due, ne mangiano per uscire e quattro. No, mi pare che ci Che stai. sei? Mi pare che ci stai. Ragione, faciste buona, Soro. Ma hai saputo, disgraziato, che tu lo fisci? Che fai? Tu mi scopri. No, ma quando mai? Ce ne dava tanti oi. Ah, un lievito. Ma gli ha picchiato i soldi che mi dite in colpa. Ma, e tu non ti pigliasti? Ma ci sono tanti. Un mazzi sotto Ma da. fai scherzi? Disgraziato. Li avessi i soldi che ne sono sapendo. E hai ragione, tante parole. Ma vi si è venuta a morte, bravo. Sì. Che fai scherzi? Sì. Ne sono gasta bene. Ma poi muoiono bene, una casa dignitosa. Sì, perché tu sei. Ma non ti vedi a Soro? In che modo facevi? Un fascio, ci la stava a dare. Un bacio? Oh, ma ci devo buttare pure la pace. C'è tu. Ah, un bacio devo dare. Non me la sa, tu ne ma che è pure di caruso? Sì, che Non su. la porta. E la sta Se stagliando. mi dica, ma passa che carretto è in mezzo. Garus, vedi? Ma non mi metteva qui. E un dimentiamo che ne saccio un certo di un bacio che ho chiamato adesso. Oh, bella zia, bella. Ti figli. Ma questo non vedo. Meglio voi che ho tempo. Meglio voi che ho tempo. Quando uomo sta, sono un tontolo, quando la sembra un giudizio. Ora non cominciare. La cominciamo ora. Sapete non dica, padre, non cominciate. Ora caglia che ne giù posso a bagno, ya che ne monta non ca, o Non bagno. c'è su computare, io uso compagno. Ma perché un gesto computale? Ma perché la vostra casa un gesto che è meglio che avete abbiamo un cagatore con uno quando c'è si incranca resta Va bene. a meno che un buttare in cima. Oh madonna, vecchia parole, chi che non sa chi. Andate lo Io gesto. sono andato bene, io sono io voglio Peggio, sti figlietti. Ma com'è che sti cazzo? Ma guarda, che sto è una speritta. Ciccino, che sto non mangia, non mangia. Questo è economico. Almeno, Sì, almeno ma guardi. chi sto tu, figlito, peggio da zia? Ma chi è? Chi è? Che è il muto sto figlio? fa? Non Ma fa? perché ha la lingua asciutta? Com'è che non fa? Oh, guarda, che tu bello, guarda, una piccola sciagnata, non puoi. E certo, ma chi sto io stava pensando? Tu lo hai sti figlietti da casa di sua pace, senza sua pace, di sobbedudine, ma certo che saranno una piccola sciammata. Non è vero un peggio da zia che si è sciammato? Ossia, manco io. Tu. Ossia, tu vedi, questa è mia mamma, questa è mia padre, io basta che mangio è tutto a posto. Ma dite che ho una mangiare. Basta che mangi Basta che mangi. Allora che avevo mangiato. Mangi che scaccione. Scaccione, ci E dava- cara, buona si tu una Sì, zia e un buono. zio. Sì, Sì, sì. il ruasto a posto Ho giusto. posto giusto che ho fatto Tante bene. belle. Sì. Non mi preoccupare. Ma l'abbiamo detto io, questo penso sempre a mangiare. Vabbè. Brava, Anna Cris. Sapete che mi dico Caruso? Non sapete che cavassa Don Pascale cavasta. Un che passa, sì, Don Pascale. E chi è stava? Guarda qui si allatti. Lascialo parlare a vacca e Don Pascale. Basta- Chi è amico tuo curato? Sì. Si fanno a battere. Sì, Don Pascale cavasta, sì. E tu cosa va a caffè? Attacca da fuori, avanti. Allora Pedro, ti
vedi più bello latte fresco. Sì, se mi piace fresco. Oppure l'acqua e pure un po'. Buono, infatti. Oh, ma dici che io non vado a fare villeggiatura? Ah, sì, Io sì. ti so mangiare. Te Da facciamo... parte, non è che stai qui 5 anni, ma non mi passa da bili. E quanto sta? Quanto stai? Almeno 6 mesi ci Quanto? 6 mesi. C'è caso. 6 mesi. Vedi che io faccio fare tutte cose. Ah, sa fare tutte cose. Ma non mi dico per offrire quanto sono brava. Per free. Per free. Per free. E in fretturi fa buono Masoro, però Serafino sai, veramente frittura a casa, ci non hanno può mangiare. Quando non c'è niente. Non ne può mangiare perché Sì, frittura ci sì. sta Sì, ci sta so, frittura sì, è frittura niente. Mi dispiace. Apri una picca d'acqua, non c'è una vignata sopra, che cosa La facciamo? vignata potevo mettere. A Vignata sì, a Vignata. L'acqua c'è. L'acqua c'è, quando niente. La potevo Da mettere. giorni io, tutti che mangiate uno, che mangio io. Non più e non meno. Niente. Come niente? Ma niente devo fare, va. Ora che cosa Ora che mi visto che cosa facevo, vuole dire, tu, dico, a Vignata Montego, a che cosa ci cavamo da io? Va quello che bene. mangiamo noi? Ah, per fame, sto mi dico tu no. Pure io. Dove ci riempie la pantomania? Sai, che dove ci riempie la pantomania? E chi è stato venire? La mia. Ah, la mia. E manco basta stare via. No, Non c'è. Chi? Ma pare, dici, ma pare che sei piscione qua. ma quale pisciane, io non specie di cesto che hai, che hanno tutte le condizioni spanato come la tua testa, e mi schicciò te la fai fuori. Io la puttana che ha la condizione sparata, non mi facevo sbagliare a parlare, vai. La testa tua è sparata. Sì, va bene, andate a come butto in casa. Dai, ci può stare. È buono, Senti una buono. cosa, io io fanno per Davide, ieri sera, mi sentivo lo stomaco tutto comprato, Ah, fino a mi fa pigliare una porta, ma a piazzare 5 tu lì. ah, Ma dopo che andai a sbarazzare mi sentivo, sai, come una cannonata, e ora posso mangiare di nuovo. va bene. Questo pericolo non c'è, perché noi non mancheremo leggeri. Si mangia pastina? Ah, poi c'è. Buono? Sì. E io come? Guardate, non vi finite proprio che tu, Serafina Soro, non ti pigliare proprio di collera, che tu mangi che tu che mangiamo noi, né più e nemmeno, non vi preoccupate. Sì. Non capivo niente. Non vi preoccupate che capo facciamo A stare che cosa? A che cosa? C'è la solita Giulina, anche lì. Ah, Angiolina e Gabbanna viene perché tu non rideste e se ne andate a stanza. Perché non andate ma ci facete una sorpresa come non facete stare noi? Avanti, annate, faceteci una sorpresa. Annate. Ciccino come mi fa? E come? Ciccino come mi fa? Un nicuccamo a tutte queste che ci puzza la madalla. E che c'è un po' Oh di... signore come mi fa? Io so che mi sono, ma io mi vergogno e ci dico come siamo combinati. Chi devo sangue, tu c'è di la verità? No, che mortificazioni, io non posso fare, non posso fare con una Concetta, No, una no. sola soluzione c'è. Tu dissi qual? Dobbiamo ricorrere a un pignatore. Hai Sì. ragione, mi pare che solo chi te non lo sa. Sì, solo chi te ne sa. E ora vai a Giabanne e faccio una fruscia e metto due cose quanto non posso pensare da? Sì. Due cosicette, Sì. a roba buona magari rassicante. Sì. Va Solo bene. chi sono una Ne sto, solo l'amico nostro col capello un pignatore. E chi sto facendo? Sì. Ora vai a preparare la fruscia. Prepara la fruscia per me. Ma- Quando carajo? Ma eccoci qua, Armando. Ma sta borsetta di ma so. di cosa? Armando. Niente. No, perché che ne Che ne dico, non è che stiamo buoni. No. Buoni sì. No, è che quindi ma pace, ma solo, e ha come una picchia confusione, Sì. ora l'avevamo tutta a pranzo, Sì. una picchia confusione. Sì, Sì, immagino che. Ah, sì, ma quanto siamo? No, Senti, 8 anni caruso salito di Vittoria. cacco A 8 siamo, sì, Concetta. cacco Sì. sei muoto, ma tu come vai secca? Come vai che passa? Il capo, mi c'è? Ma, e come che ti scegli tu? Come che ti scegli? Sacco muoio. Sacco muo. Perché sapete da una concetta, ma stavi frequentando con Maria, la vostra vicina? Ah,
Mariuzza. Maria, sì. Sì, Maria. Però a me faccio non ci piace. E perché? Non ci piace, io lo so. No, che cristiano scombinato, ma Maria è tanta bellina. Ma tu, Mariuzza è bellina, sa mangiando una bunna patati. Lo dire che fa buono. Ah, sì, usate, sì. E ora? Sono soldi. Te la sto senza soldi. Te la sto senza un soldo. Come tu dici, Don Ciccino? Lo cacci dentro malattia se vedono là. Sì, va bene. Sì. Io allora in acconto. E allora, ciao. E veniste una noi e faceste buono. Sì, La botte la botte senza la vetta, con la valista vetta, sì. E allora, che vuoi dire? Ma non è che va a contare tutto ancora. Chi sta sempre perché vigilia? c'è un seguito. Chi sta a vigilia? Guarda, c'è la festa. Io in ca, ora finisco tutta la festa. Io in ca, faccia ida, però non ci faccio un rispetto a me pace. Che però... Però chi? Sogno una ricca punnuto pure capigliola. Va bene, pure figlia, perché giustamente dice arrivaste pure qui. Va bene. Ma dico... Sapete, donna Concetta, io sogno un bus, vai con la testa faccia. E non è di essere così. No, non è di essere. Non è di essere così. Che vuoi? E perciò? Perciò dico. Faccio in ca. Vieni qua, per chi? Perché vede sempre a Ilda. Per chi? Io, Don Ciccino, non ci deve dare soddisfazione che ci faccio capire che vive a capo sta vita. Perciò. Ciao. Te ne vai, ciao. La volta avete, ciao. E tu che voglio dire? Ma che non se ne va? Che se c'è sta figliola io me ne vai. Va bene. E Ilda già si sente, pure il momento. Se ne va sempre, cioè Ilda è sempre qua. Perciò devo tornare, perché Ilda è sempre qua. No, ma che hai visto, donna Concetta? Me ne vado fintamente. Ci faccio credere che non voglio stare qua e che me ne voglio andare. Che non te ne vuoi andare? E allora che vuoi fare? A voi che facete poi? Ma mi chiama a cazzotta, quasi tu feste te, ma moglie per te, io per te e tu feste, o no? No, ti dicevo ciao, se se ne vuole andare. Ma dimmi! No, e voi mi da convincere per stare qua. E ti pigliamo a Giovanotto, insieme, che può fare? Me da pregare. Ma se noi non preghiamo i santi in chiesa? Ma la perché? Ma perché tu vai in chiesa? Certo che faccio io. Io vado in chiesa, guarda. Ma... Me da pregare a me, me da pregare per stare qua. te devi a pregare per stare qua. E ti pigliamo... Ma a parole però. No, a cosa? No, quindi noi facciamo una cazzotta. No, a parole. Bene, ti convinciamo. Te convinci? Siamo d'accordo? No. Ti convinciamo, ti pregare. Ti pregare. Oh. Sta tranquillo. 7,90. Che c'è? Che c'è? Ma chi c'è Masoro qua? No, ancora non si usa. Non s'ho visto, no, non s'ho visto. Voi che sapete che guai come noi, se non noi mi feci bruciare tutti i patali. Tu vai, vada. Ma mi sono bruciati i patati. Tutti. E poi che facisti? Il casco. E stai a fare, ero una punete. Ma mi potevo buttare la mia. Poi che va a fare? Ci dava la iatta. Ma lascialo parlare, sempre sconfitto, sempre più scherza. Ora iatta si mangiava le patate carbonetta. Lascialo perdere, che sto sempre No, così. donna Concetta, io penso che caso non è positivo, dai. Io? Io figlia che ti posso fare? Che ti sa, tanto che facevo gravetti di patati in tuo forno. Ma veramente i patate mi giorno pu gravetto, noi qua siamo 10 a tavola. Sì. 10, 11, 12. Io che ce l'ho aspettata, sì. Che c'è da dire? Ma già ci siamo trovati. Ma perché così io non so accanto a Maria che faceva amici, dici che ci Antonietta, sì. Che ma sì, ormai. Ormai 1,101, va bene, sì. Va bene Antonietta, con piacere, mangiate con noi. Mangiamo con noi, va bene. Allunghiamo tavolino, c'era un po' tavolo. Sì. Va bene, però io mi da scusare. Concetta. Perché è fare un subizio Vai, importante. Concetta, via, a fai da marazza. Una ciuscia più rossa però. Concetta, manteniti un po', poi vedete, un basallasta. E fare un subizio importante. Non posso rimanere, scusate, non Concetta, posso un basallasta facciamo a bandiera. Va bene, ora preparo. prepara. Va bene, Don Ciccino, io me ne vai, pulisse che hai a fare una cosa. Ciao. E poi non andare. No, mi da pregare. Ma che va bene? A mammuccio, resta.
No, Don Ciccino, me ne è in aria, vi procura e le sta Ma saluto, ciao! Come ciao, non a pregare. Ma io non ti voglio che ti prego! Ma come ti pregare? In ginocchio! A mamma resta qui con noi! Come ti pregare? Don Ciccino, io me ne voglio andare, ma se ci venite così tanto il resto... Oh, benedetto Dio! Oh! Va bene, allora vai un attimo da partire. Ah, Ti pare che tu che fai? No, via, no! Noi abbiamo preparato una bella tavolata per poi c'è, tu tanta? Sì! Oggi! Oggi! Suma dopo! Mettici chi tu da pizzo! Mettici un corsa pizzo! E chi tu un campo da pizzo! Metti tutto qua! Dici? Non c'è C, sta arrivando Donna Cola con suo figlio, sta arrivando. Quando mangiare politica? Come che buono mangiare, che buono mangiare? Chi sto a trovare che bene qua, chi sto a raggiare e ne piglia a tutti, Ora vedete voi che succede. Ora vedete voi che succede. E che succede? Ora vedete. Va bene. Che succede? Io non lo so di che può succedere. Io non lo so. Dico, ci sai che mi puoi gettare fuori da casa, che ne sai? Io non lo so di che può succedere. Ci sto qua. Che vi dicevo? Si è riunita così tanta gente per aspettare questo zio meraviglioso. Vedo. Suma, concetta, suma. Don Ciccino, Dici? vedo qua preparativi, che c'è? Preparate qualche banchetto? No, quale banchetto? Vieni qua, ma cognata, i carusi, ma soggero, l'augiù, e persone. Perfetto, perfettissimo. E allora magari restiamo a pranzo anche noi. Ma che cosa dici? Perché no? Non possiamo restare? Un caruso povero, come dici? Cavaliere Don Nicola, Cavaliere Don Nicola e vado a picciarla. il povero studente. Il povero studente, sì. Buongiorno. No, ma non finisco. Che succede? Cazzo! Sto sentendo male, ci viene un coppio. Molto su banane. Conosci un pezzo Don Camillo, come va? Come andate? Sempre come va male? Non ti mai fare! Pizza tutta casa! No, stiamo giocando tutti i lampadini insieme! Sì, concetta! Don Camillo! Don Camillo, figliato! Mamma mia! Facciamo i cimiteri a mamma perché? Mamma mia! Voglio morire! Come che voglio mangiare? Facendo un Ma sicura sì! Oggetta! Ma frate, vuoi? Oggetta! Che dici? Ma frate, vuoi? Sei furbo! Ma che stai facendo? Che bella compagnia, grazie, bella gente, grazie a tutti, ma che bella gente che c'è qua, Lui c'è quanto cristiani in tua wow, Lui! grazie a tutti, ma cognata Concetta, un Bello! Sempre bello! Wow, ma che bella sta figlia, come
poi tu passi. Tu passi. No, cammina, Ma non avete detto ma cugnata, Non lo yes! pensa. Ma non vede campigna e asti. Ma cammina, ma sai come si dice? Ah, mamma una pasicente? Anna sta bene che picchiasti. Sì, a me, raga. Yes, very good, bene, bene. Ma che fai dopo un palato? Abiti ci vali certo fra. Su, su, ma fare un favore, frate, nella denunzia di nostra mamma, tu si valici non la battare e non la toccare. Queste sono cose personali mie, ma non mi posso, non ti preoccupare, tu no, tu ti metti a banda, sì, da stanzoletto, yes, grazie, very good, yes, ora poi già siamo tutti a banda, poi già si opero, mi raccomando. No, ne toccate. No, ne toccate, ora però vi voglio presentare una persona che viene con me, yes. Ma perché non mi riesco su? No, guarda solo io. No, io ho una segretaria che mi spiega un po' tutte cose, fa tutte cose lei. Guarda, io voglio presentare, mi raccomando, ite americana, non parla bene l'italiano, non mi facete fare brutta figura, eh? No, no. Yes. Guarda, io mi capisco che c'è a seccare. Bene, sì, un attimo, con permesso, subito. Ma Mr. Non mi Ross. mancava sto americano. Yes. Non è, io devo capo come un sagno. Ci sono i sudici, pazienza. Oh yes, my lady, ecco a voi Mr. Rose! Yes, my lady! Wow! Ciccio, non parla bene l'italiano! Yes, Concetta! Yes, bella, yes! Che disse? Yes, yes, yes! Catalise, zitta di americana, capita. Yes! Angelina è lì! Angelina! Yes, Angelina lei! Ma questo guida? No, dici bene Angelina, very good, my yes, my yes, sit down, my lady, sit down. Nice pure noi, miss. Nice pure noi. Yes, my lady, sit down, sit down, sit down. Ma i futti chi? Ma i futti che cosa? No, no, my lady, no, my lady. Yes. Fudo? I piedi, Ah, i piedi. se futti i piedi. Ma certo, fuggitacci, non risemite, il tuo viaggio. Suo viaggio. Fuggitacci. Yes, yes, my lady, yes. A Dio però Ivone devi stare in dice per dire la verità. Sì, come perché? E come? Vedo tuo fratello d'America dopo 20 anni e tu con questo buono non avevi un figlio a stazione. Io? Ah, yes. Oh, frate Pedro, io vinto a stazione. E aspettai, ora viene, ora spunta, ora viene, e non sai che c'è fila che ci fu, come la stazione. Domani fece un domandino, ma visto uno con un cappello che pariva americano? No. Domandando, stessi con un'ora stazione. Ah, sì? Sì. E io era da puta però. E avevo da testa e non sbagliamo. Ah, posto Oh. non sbagliamo, lei era giusto. Oh. E noi infatti camminava avanti a lei, ora vieni, ora ascolta. Stesso un quarto d'ora da, per di tempo, e poi che finisce? C'è per dire a Mr. Rosso, mettiamo le valigie in mano, una valicina, una valicetta, ne mettiamo a tante vedi e tacchiamo a piedi fino a qua. Yes, e facciamo vedere. Ma perché? Ma perché scusa, venisti a piedi da stazione fino a qua? E come mi viene una concetta, cognata, che non conosce mai. Ma perché non ti potevo pigliare un tassì? Un tassi. Come prendere tassi? Come? Senza conoscere nessuno. Senza conoscere nessuno. Senza conoscere a nulla. Senza money. Senza mani. No, prima si fottivi via, ora si fottivi male. Mani. Money. Dollari. Senza dollari. Yes. Dollari. Oh, Sì, hanno bottoni. Hanno bottoni. yes, yes. A mano vagante lì. Riprendano tutto. Piccino. Concetta. Concetta. I buttati.
Oh, Ciuccino, io buttai una fama mai vista. E parlando con mia, perché caccia il misto rose, che ha una fama non ne parliamo e non ne discurremo. Dopo aver camminato tanto. Oh, riesci? Cesare, cioè, tu vuoi essere bravissima cuoca. Yes, Sì, ma sì. vuoi Spaghetti a fuoco. Sì, spaghetti. Andiamo a mangiare. Bella, yes. Pagliocca. Qui ci sto con bello. Poi, petto con papà. Wow! Quindi è un mega Ma tu io che non ne mangi, tu quando me ne hai peccato? E io non so nudo. Ma, Vabbè. yes. No, non grazie. Giulia, No, Sì, scivolia, sì. Figa, poi, sto footing che va, poi va a correre, va a palestra, footing, giro, Sit down, my down, yes, Niente pesante. E hai ragione, Concetto. A mia mi pare, Concetto. A me mi sì, ma a me invece mi pare quando si mangia qua, chi è il fame? Che vai andare a fare? A me mi pare, caro marito, che qua l'unici food restiamo E io. hai ragione, l'unico futuro che siamo io e tu. A dici attaccato, quindi alla fame. A dici, vediamo smonecci del momento. Cesare, ma i buttasti, Piuttosto tu che fai? Fumi? Io fumo, ogni tanto a questa caretta va fuori. e dammi la sigaretta perché 15 giorni che non fumo, una volta su l'aereo, poi su corretto, canali, e poi questo, e poi questo, e io 15 giorni che non fumo, e già sono nervoso, esaurito. Cercami di pigliare a questa sigaretta e non mi fai fumare. Potevo qua. E pure visto non si fuma, eh? Ah, volevo Yes, sì. Era calma. Aspetta, fammi vedere. Ma queste... No, non ci piacciono. Che dici che like? Non ci piacciono. Le vuole, quale vuoi? Slim, in the film, live. Non avevo niente, non avevo ma poi ti piccianti. Non vedi che porta via pure lui. Allora fumo io, dai. Sì, Vabbè, poi... sì, fumo. Che accendi? Accendi. Aspetta, che c'è un problema che accendi. Ma lei non l'hai acceso, perché io non ho manco un uovo ma c'è acceso. Se visto una cannuccina non si fa, non è una acceso. Buono. Muove, non mi cazzo, nuovamente. Io ho il biscotto. Oh. Ciccino, sì. Ora tua mia, mi permetti le mie piccola suonanza da casa? Sì. Mi faccio tutto un po' perché a mia i cristiani che sono ditti non mi hanno mai piaciuto. Io stesso tanto che suma, la gente ci fanno pure quando va a America, trova i soldi da strada per cammini e non ci sono così pieni. Un paese dice che l'America è funzionato così. Magari ci sono fatto, quale non sai, usarsi gli occhi tu l'hai visto, e tu non puoi sapere. Buono, capito? Non dica nervoso, ma... E tu non è posto, perché tu dici, dove l'hai nato? Usarsi gli occhi tu che soffri, Ciccino, frate. E che soffri? Che soffri. Una ci pare che una arriva già, ma quando tu hai tanto pensiero nella testa e non hai più da mangiare, una cosa sola che posso fare? Un pigliatore, ma te ne cosa buttaste? Tu stai parlando? Un buttaste? Una cosa, sì. Un pigliatore. Vabbè, un sapia io. Tu non ne fai, Sì, io un sapia. Io mi immaginavo che ti anticipare. E quando non hai clienti binari, Che fai? ti viene uno sconforto, ti viene la disperazione. Io comincio a pensare, ma io che faccio qua? Ma a me come porto da stare a salire? Ma non è meglio che non mi torno a paese, a me mi dai una famiglia. Che cosa mangiare, non si mi deve la che cosa fa? E una mattina una si alza, ricordati quanto barattelle che hai, se piglia nave se ne torna a casa, caro piccino, ma sai quanto cristiano rischiano ufficio questo? Tu non hai idea, ma ora basta, forza, basta, non voglio pensare a queste cose belle, ora devi fare festa, my lady, parti! Ciao,
Patti, banannati. Ma quale patti? Se figliuola patti. Come dici patti? Parti, festa! Facciamo festa! Festa! Sì, festa! Guarda, vicino tutta questa bella gente qua, noi invitiamo e invitiamo tutti a pranzo con noi. Sì, così vengono a onorare me e noi invitiamo tutti a pranzo. Sì, noi andiamo tutti a pranzo. E allora puntaste? Ora andiamo tutti a pranzo, anzi, aspetta, ma che fa qui? Questo signore, Qui? un momento. Comunque ho capito qual è la situazione. È mio fratello, Facciamo scusa, di troppo. è con di cuore. Il bacione di casa. Tanto perché Facciamo di troppo e diamo fastidio. E poi si è fatto tardi e devo rientrare a casa, mi devo cambiare perché ho una riunione con dei signori. Perciò devo andare via. E stava dicendo, guarda, ma no, uno ma sono di casa a pranzo, tutto a pranzo, però, mi sa che ti posso dire? Sì, per non fare travagliare sempre a mia cugnata, poveretta, che travaglia sempre, ce ne andiamo tutti al ristorante. Una bella pensata, ya. Bene, non ti ripuntaste. No, tutto al ristorante. Voi che dici? Va bene. Allora, tutte. Per una volta sola, mostra di comprensivo, mostra di generoso. Ma perché forse non lo sono? Gennarino, accompagna qua Don Coso. Don Coso chi? Un nome l'hai? Accompagna Don Ciccino ora e i suoi amici al ristorante. Farli mangiare abbondantemente a sbafo. Pagate e mettete tutto sul mio conto. Ma! Ma perché forse non è generosità questa? No. Gennarino, fai quello che ti vuole ordinare. Bravo Cristiano, guardate, non capite, non state andando. Forse non capite voi, perciò voi diceste che non vi date a tutto a pranzo e voi non vi state a pranzo. Forse non mi sono spiegato. Io devo rientrare a casa perché ho un appuntamento urgente. Perciò non posso... E allora state fermo, non vi preoccupate, un'altra volta non mi pigliate pensieri, un'altra volta, quando siete ben disponibili, che avete tempo con noi, venite qua, voi canciati, voi vestite ben eleganti, noi quando facciamo suonare ben eleganti, pernacchiati, voi ben pernacchiati e noi pernacchiamo a vostria. Oh, non vi preoccupate, state tranquilli, un'altra volta, perché qua noi avevamo a cui ci pensa noi. Sì, avevamo a cui ci pensa noi. Allora puntaste. E qui sarete. Sì, paga Ciccino! Prova.
Prova, 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 prova. Forza, dai! Proprio stasera è mala giornata, sono stati facendo infatti io non riesco Corte casona con lo stemma a rete, la cupolella che mi si era alzata, passa scamba.
a parlare da panna, che qui si sa donne. Donne, e perché io le donne? Io sono un cartofaghetto, donne, e poi già Naomi, che hai tutta la casa tutta pigliata, tutta che pare un dormitorio pubblico, non ne avessi mandare a casa. Poi che vai io? Ma ruasco tu sei masoro, che vuole dire? Tocca più io Che soffre Colombo, che soffre Colombo. Che soffre. Insomma, mi pare che sento nominare a Cristo. No, io sono di Colombo. Che soffre Colombo, che soffre. E sarà che ha palumma lo Spirito Santo? Sì. Ma che ne saccio io? Va, pure tu, Serafina, che ne saccio? Ma se non so, mi pare un malaugurio. Ma l'augurio, che noi siamo te spine, te ruetti, tu sai sbigliare, io so che dormire. Ciccino sbigli. Ma tu una cauci pure come una mula orba, che mi ha bene salute. Lassù d'ombra non c'è partita. Lassù d'ombra. Io stava a sbigliare, ancora suo frate Sodde non ne è unisciuto. Io Giovannare mi chiama a suo frate e mi ci dice un su, si piuttosto i soldi un nessuno. Perché questa situazione non può continuare. Io stanotte con me, su papà me. Che la casa è un dormitorio pubblico, questo è buona e io un continua a dormire a cuscino morto. Io sia che contai tutte cose. Tu sai che siamo inguaiate e brutti. E se bene signora Cioffoletti che io mi giro impignai un bucato con un pignatore. Ah, io che faccio? Ne potremmo infurnare. Furnato, bruciato stanare. E già che ne buttò io sulla ciarteria, tutte di cose ieri sera, che ne buttò uno di tutto, bene Dio, perché sa che suo frate viene da America e perciò paga. Concetta, tu non ci vuoi dire, ma chi tu vieni d'America, sciazzato cattivo e sciazzato tu no. Ma Serafina non mi dire, per favore, non mi dire, perché io so di lavavere e lavanescere e se non lava la faccio trovare. E questo non ne va a dormire più, e ora mi si sbiglia. Oh, Ciccino! Sbigli! Donna può, non mi pigliare la barca. Donna può. Donna può, che io sono buona sì. Io sono, non è donna può. Ah, tu sì, donna può. Ah, tu sì. Vai. Lo sai, io dormo sui vestiti, ieri si veglia a parare. Tu dormi su vestini, sì. E io dormo su per ruvette e su megliola. Cicci! Tuo frate si sbigliò, si fece, ancora dormi. E a miss? A miss. Si sbigliò? Ah, tuo frate non fa concia bassa e a miss sospira a violino. Ah. Sì. Tu ora ci avessi a fare a batteria, così facevi un bello complesso. E che faccio? Vai in giappanna a stanzeria e ha fatto così concetto. Prima vai... Così, un crevetto se ne la salta non ci vuole. Prima vai e ci... Fai un film. Prima vai e te lava la faccia. Sì, ma la faccia. Poi... Sbigliamo i carusi. Ora sbigliamo i carusi. Avanti. E poi ci fai nascere per prima cosa i soldi a tuo frate. Sì, si va. E vai a pagare perché dobbiamo pagare. Ma che sì. Che vai a fare? Ma che vai a fare? Avanti carusi. Quanti cucca ascoltava io? E non me la vieni a cuccare. Chi se lo lavo? Da volta andava io e se facevo male, sazzino. Va bene, va. Andatemi a lavare la faccia, va. Già fuori, da fuori. C'è la missa che dormi. Perché? Che non ti stupate che la missa. Oh. Capiste? Vai mi chiami. E vedi che giocava a fare. Ma che? Un spicchio la prima mattina? Certo, spicchi prima mattina. Zuccherate caldi! Ah. Ma che zuccherati c'è? Sono veramente cuccetta la zuccherata ma pigliassi. Dico va, un cuore mi chiama. Dilla, posso credere che sto qua in a 8 giorni, cioè ti pigli oggi e ci fate sì, ma io c'ho una ma puttana, ma pigliai 8 giorni fa, se mi piglio ora c'è paga 16 giorni. Allora Netti, ci rinunci, questo con desiderio. Allora, Iacqua. Iacqua. Quando tuo frate ne esce? Che facisti? Quattro zuccherati. Tu non capi già se sapi caricare e tu vada. Va bene, alla rovina che c'è lo sparato. Scusate, mi dà se non mi sa.
Ma senti Serafina, sti carusi sono un pozzo senza fondo, che tu pare secco ma sietto un lemmo. Ma io vi hanno vermo solitario, allora non mi Ma tu ci l'hai dici che hanno vermo solitario? I tuoi figli hanno un futuro solo dai, no? Ma lui non è nero, va bene, va. Che se per sfamarli ci vuole a butti Sancio? E hai giusto. Va bene anche belliare, Serafina, che sono in mezzo all'auto, ora, che ne avessimo Dicevamo una cosa. preoccupare per Va bene, i carusi sono tutti barulli. Ci ha preparato sta colazione a missi a mafrati. Da cucina, e supa o tavolino, c'è preparata una guantera. Da guantera? Ah, sta studiando! Supa tavolino. Ma che c'è? Ma da guantera che c'è? Ma perché i carusi si mangiano? Ma me lasci! Oh, mangiami, aviato, va! Quanto vai? Ma sei un zuccherato con la Va bene, allora, la prima cosa, va bene, sei paurato, la prima cosa, passo e dire a cosa a biancheria da signora Soffaletta, a poi passo dai bianchi, poi vai un bianchiere, poi vai un salomero, poi vai un tipo da trattoria che ne può ma lo so, perché dici sì? Serafina, ma questo sei secco, pulizio non chiudere. Sì, e dici sempre sì. Concetta, dito con lo strazzato con noi d'America, tu di cui io non vuoi credere. Ma c'è Serafina, ma meno male che veniste a solo, non mi duri una picchia conforto, va, meno male, te ringrazio. Concetta, ma manca sigarette, manca cenni. Ma c'è ragione. E tu non appena da stazione, uno viene d'America e viene appena da stazione. Ha ragionato. Ah, che fa? Chi sta preparando? Aviato mi sta portando. No, io non voglio fare vedere, sei la chi? Ne manca? No, a posto, non sono mangiato questa volta. Avevo una zuccherata alla sala. Ma scusa, ma perché tu pensi che perché pensi che tu non hai soldi? E tu la vanno a escere? Perché se viene la signora Ciofletti io sogno consumata, sogno! Perché pensi? Pensassi perché ti sigaretti? Che sigaretti? Vieni una presa da stazione. E tu sai sempre che facile venire a piedi. Ma lo sai come sono sti americani? Certe volte sono sciauliate, che sti fanno per sciaularia, non perché stanno male. Io penso che si fanno per disperazione. Ma c'è Serafina, ma che mi pare senti malaugurio, che ti mette pure tu, va. Una la pensare tutti. Devo pensare tutto, ma canca, che modo va a fare? E non può essere che se crederò in casa senza la niente. Una cosa curiosa. Che fu? Ma fece un presente ad Anna. Dice che mi porta stupare. Perché chi ha fatto? Allora, dice, mi porta un pane. E lui dice, ora mi porta un pane. Dopo 20 anni che manco dall'America, dall'Italia, che dall'America mi porta un pane. Ma perché chi ha il pane? Che bollie? Un brioche con tutto. Il brioche con tutto? Sì. Tuo fratello vuole il brioche con tutto? Sì. Ma mi si pigliò troppo da miss, ma per favore, ma chi è? Che cangiò? Ma chi è? Si scudò quando 20 anni fa, prima di battere di giù, a mattina si mangiava cette di ieri, di pasta e faciola così, ci pezziava 5 scalogni, che faceva meraviglia, su scudò. Ora vuole il brioche con tu. Concette, i tempi sono cambiati, ormai da cangioi e cangioi munne, nausu munna America, cara Concette. Io non devo a collocare, non devo tutta un'altra persona. Ah, perché che ne sai tu che hai collocato? Perché logico, perché Concette. Che ne sai? Che sai, Concette? Gli aprivi i valigie. E tu? Sì, ce lo i figli. Gli aprivi i valigie. Sì. Di valigie erano buffati, appena si aveva io che stavo buttata così. Ma perché chi c'era? Ciccino chi c'era? Chi c'era? Per Niscivo chi c'era? Fogli di giornale. Fogli giornali? Sì, fogli giornali. Fogli giornali? Sì, fogli giornali. E in questi fogli giornali c'era Sofacci, in prima parte. C'era Sofacci? Sì. C'era Sofacci, perché sennò che aveva a fare di giornali? Sai incartare i pesci? Ma che dice, Concette? A Sofacci? In bianco e nero e a colore. E che c'era scritto? Non capivo, Concette, era americano, che sei? Non capivo. Cara Concette, dai in America. Ma frate, devo poi un'altra persona. Ma che ne sai? Perché se devo poi una persona più importante, devo poi che come si dice, da zia, a democrazia. Non ne parla di più.
Poi... Visto e ricercate, Ma che dici tu? Che dici? Ricercate! Ma frate ricercate, ma che vai cucciando, non da via? Io ma già caccadevo e se venite a capo. Aspetta un giorno, ma frate, ma quando era a casa ci sapeva dare un po' di aggiusti e mi faccio sant'annava l'ana. E che mio fratello è andato in America e come si dice, a noi in America pure un fratello, che io di semplice fratello da falegnami, già in America e può diventare anche presidente, perché già in un mondo, da un salario, come volete, a tutti i tutti, insomma, queste cose passavano, abbiate di prima. Speriamo, abbiatemi in brioche. Sì. E dammi i soldi. Da ogni soldi. Quale soldi? I soldi d'un bucato che impegnaste da signora Cefaletti. Come le pigliare sti brioche? I soldi da signora Cefaletti. I soldi da signora Cefaletti. Non c'è! Ma quale soldi da signora Cefaletti? Non c'è! Andando che mi scivo un po' fame e camisse, tutto un perpetuare. Già sempre. Eravamo a bagno, c'era Osini, ma Cesarino, poi c'era un dottore, l'avvocato, già sempre un bagno, chi ti vuole la granita, chi ti vuole il caffè, chi ti vuole il cappuccino, spunta ma frate, e poi la granita caffè con panna, a messa, un giro, quanti viene, giro battuto, di 4 soldi che viene. Di pulizia. Ah, non ci dice che ti squagliasti i soldi del bucato, da signora Cefaletti. Ma bastava un diritto, non c'entra il diritto. E come può fare uno? E che ne sai? Non lo sai, non c'entra, lo sai. Come lo fai, non lo sai. Non puoi da mannuto. Sì, va bene. Aspetta, solo, aspetta, non si sta con mia. Ora vai ci video i brioche, va bene? Vai tu. Sì, va bene. Ora vengo, va. Datti uno solo. Ma che stai ascoltando? Mortificazione davanti a Masoro, che vanno a mercato e brioche, che non hai manco una lira più brioche. Ma che faceva la paura al papà? Non c'è! Che mortificazione! Va bene, non c'è! Ma Masoro si scudò un caffè! Ah, va bene, ma che cari con un brioche c'è un caffè! Sì, un caffè! Un caffè, quanti ci caffè da tesoro, sì! Quanti ci caffè? Poco amore! Va bene, a moneta, forza. Come regalo, lo sapevo. Ma lo sai me, io ti ho fatto un mussetto. Ah, ma compare Peppino! Ma che siete fiero! Wow, ma che avevi tanto in forma! Ma come andate? Come si? Ma... I dolori mi ricordo. Ma quale dolore? Non ci voglio dare sazio a lo sconcio di miei endoli, però i dolori mi ricordo. Ma come puoi pare che non passano mai l'anno? Ma vedo sempre stesso. Io avevo 20 anni che fatti e pare che fu ieri. Sì. Ma come si? A poco, tanto poggiato, spero che bello, bello. Sai una volta da bere? Ma mandaste una bella valigia. Che valigia c'era di tutto. Ah, yes, me lo ricordo. Allo stesso tempo c'era pure una pomata. Io mi passavo la sera, te ginocchia, quando era stato braciere, le serate d'inverno. Bella, ma passavo te ginocchia. Era, mandavo un ciao di niente, era frescura. Chi era una bellezza? Ma perché non me ne mandaste più? Una pomata? Sì. Ma che pomata io non mi ricordo veramente, mi ricordo sì, poi mandava tante belle pacche d'America, poi mandava parecchio di cioccolata, un po' anche in scatola, una carne in scatola, un pasto di pancake, un liquore pop, qualche tubetto di dente fritto, spazzolino di dente. Un dente fritto non niente mandavi a fare, perché era dentiera. Vabbè, voi aveva la dentera ma la usavo, ma sta pomata di lui, io non mi ricordo. Ma io sì. Ma tipo non è che come si studente friso in te ginocchio? No, te ripeto che io ero dentiera, non mandavi a fare niente con dente fritto. Ma sta pomata a menta, ma per ricordato come si chiama? Io non me lo ricordo. Ma che ne so, cominciava cacci. Cacci? Sì, col, ma cosa disse? Cosa? Compare perché non me lo ricordo, se poi mi dici un nome, io ma avanti. Non stai ricordando? La manna di nuovo. E come vuoi l'America, yes? Colgate. Colgate? Un tanto friso, un po' quanti tutte le ginocchia, compare Pappino, ma che comandate? Piera me l'ha voluto. Me l'ha voluto. Come passato? Certo, la fruscura della metta. La bellezza. Un piacere risulta. Ma
Ma che siete spassuti? Non sono già uno che faceva, non sono già uno non va a stare dolori. Ma per favore, va. Promettete che fai un magari con una rinfrescata così, tutta un po' in esso, va bene? Con permesso, ne vediamo dopo, a dopo, vai. Sì, non sto frisco, non ci allora, fare un rapino, via. Ma, che volevo se dove venire? Oh, che ma fa? Stai fermo, non ti stai canzonella. Fermo. Vediamo. Ah, che vuoi? Oh, buoni giorni, Buoni giorni. Peppino, buoni giorni, Sugar, good morning. Non sapete che è fina? Come avete dormito? Buoni. Oh, Sugar, perché voglio imparare me parole siciliane bellissime? Ditemi. Ditemi parole siciliane. Poi significa puzzle. Ti voglio bene. Oh, I love you. E dimmi altre parole romantiche. Scurnacchiato. Oh, scurnacchiato. Beautiful. È difficile scurnacchiato. Cosa significare? Ti amo. Oh, I love you, bellissimo. E perché non dite altre parole romantiche che io posso dire al mio Cesarino? Come sole, luna, stelle, chitarra. Fotantuni. Oh, fitintune. Beautiful language. E cosa significa? Vitamini. Oh, bellissimo. No, dove andare? No. Ma, la stima regale ne capisci? Sono tutta a leva di birra. Gennarino, avanti, già si è accomodato. Come mai si le fa? Ecco mai, solo da preghiera, sempre il sole di Camurrini. Dopo da sparata che facevo suo cugnato, un cavaliere giusto zitto da prima, ma detto io non cerco, sono comandato. Ma che siete mannati mia? Ma marito, gioco. Decideci dopo cavalieri. Non ci decide niente cavalieri, perché è ora di smetterla di parole. Ora sanno fare i fatti. Bravo. Tu a sto cristiano c'è stupare a bocca, sta specie di cristiano le pagare e basta. Bravo. E come fatto? Se non l'aveva una lira, come fatto? Oh. Ah, ci c'è catto frate. E mi pare male, la prima mattina a quella bomba, che fa? Ah, ti pare male? Sì. Ah, ti pare male a prima mattina? Sì, ancora dopo. Ah, e vediamo se ti pare male questo. Allora mia, oggi volete fare nascere paccia tutta? Volete fare nascere paccia tutta? Perché è un salumiere, è un chianchiere, è un budiaro, e che tu la trattoria, oh! Io non ne posso più in questa situazione, capisci? Io che mattina mi fingo faccia, piglio un bastone, ci rompa testa caccadono e poi fazzi cacci e poi imbascardate voi, capisci Don Gennarino? Madonna Concetta, io che c'entro, sogno mandato, ma calmatevi. Ma voi che Aspettiamo una ma pare che la con voi, io lo dicevo tanto Ma vuol dire, non è che la via con voi, non è che la via con voi. Io faccio buci, tanto sei tanto dici buci, tanto per così, oh.
Perché sta situazione non aveva contemplato. Aspettiamo una ciao. Concetta, cacci sui brioche. Arrivederci. Cacci sul brioche. Grazie, Serafina. Grazie. E chi è il tuo campanello? Ah, chi è? Ma frate, siamo tu in America, perché dai, gli hanno trovato, mi disse, si chiama la servitù, col campanello, dato La servitù? Sì, un sempre gioco. Ma quanto ne vidi, io da sti due anni. Ma come emozionante? Quanto vuoi questi botti in brioche? A me mi fa che non si presenta tanto. Quanto vuoi, Ma come emozionato, cavaliere, Ma non deciso che era separato. vuole dire, Don Ciccino. Don Ciccino. Sapete, stai pensando, lo faccio fare cavaliere, questa posizione che hai. Ah, tu a marito? Certo, ci può aspettare una croce più rossa. Che dici tu voi? No, ci bastano le cruci che ama, cognato. Che dici per mia? Ma guardate che io non c'entro, io sono comandato. Capisco? Cretino, imbecille! Ma come devo ammazzare? Oh, Cretino! ma posso Guarda che bestia, va! Oh! Ora mi ha cognato Manesco, no, sarà nervoso, da che cosa, succedeva qualche cosa. Ma di un uomo si può ammazzare! Cretino, ma non si alza! Ma tu qua! Spiegate posso cugnare che non c'entro, che sono mandato! Spiegate sì, ti mando. Ma vicino si presentata. Becchi, ma disse che sta brioche su. Perché come so? Chi vi intagliate? Che messaggio? Va bene, ci cangiamo. E come ci cangi, voluto? Che sono tutto muzzicato, chi c'è cangiato? Vada a casa, che sono muzzicato, chi c'è cangiato? Ma vi sono presentata la famiglia, me la vai? Cretino che non sia! Sì, un cretino totale! Buongiorno a tutti! Ma mi scusate perché già mi ha sempre per sbagliato stamattina! Me ne vado che salutaste! Ma vai questo su piazza! E fatti! E tu da schifezza da brioche, da brioche, mi chiamo brioche Voodoo! Ma perché questo non è una brioche? Stato modo, paura stato modo! Ma c'è! E che poteva pretendere che io dato un segno quartiere dove stai tu? Che poteva pretendere? Che cosa? Sti schifezze qua! Guarda, ti faccio vedere io! Che mi fai? Ti faccio vedere io come si fanno! Qua, trovare quattro belle brioche fragranti, belle, cauti, fumanti, di metti di mattina! Tu ricordi a chi che era i miei compagni grassi? Tu pure, chi da mattina, io che diciamo? Guarda, ti faccio vedere io! Ma che c'è che brioche sto facendo per imparare? Ma uno là! Ma che ci? Ma che è là? Ma che ci? Sotto a banchina! Uno là! Ma uno là! Ma che c'è? Che brioche sotto tavolino? Uno là! Ma che bu? Uno là! Ma che bu? Uno là! Ma chi? Un telefono! Uno là! E dici non hai telefono, dici che pagamo! non ti pagare, dici non hai telefono. Utalia! Io! Yes, uno là! Non Come? non hai! Come? Forse non capi poco, che dici? Non ce l'ho! Tu non hai telefono? No! E tu mi fai scrivere la mia da America qua? Che non hai telefono? E ora come faccio? Io sono un uomo distrutto! Come campo io? Come hai cambiato io? Calmato, tuo commentatore, calmato, che cosa se ne so tu? Ma che pagato? Come pagato che si dava telefono io pagato? E che ci vuole Ma io fare? come un campo, ora senza telefono! Come hai cambiato io usato? Ma tu sei un poverello con schifare, invece io! E invece tu? Dammi la sigaretta, per favore, dammi la sigaretta quando sempre ci stamattina già mi alzavo con questo stocco. Dammi la sigaretta. Chi sperava da me? Gli accendi, uno là! Ma cosa? Tu vieni d'America e mi cerchi a cena a mia. Tu vieni dal paese nelle macchinette e mi cerchi a cena a mia. Muovete che stavo sabbando un centesimo l'anno a paura, ma avessi fatti fuori, qua, lo scatolo di 200 a cena. Guarda qua, come te ne sai io, prima di Dumasta, gli hai un accendino. No! Dumasta? No! Ma pare che manco si ciò pure il bosso. Chi sto una piccola la lava da lei? Scusate,
Buono telefono. Stamattina io seguirei il vostro telefono. Va bene. A me ricorda, quando era America, scaricavo 4 muglia, andavo a palestra, Don Cicino, scaricavo, ma che... io vedo che siete impegnato con l'affare della famiglia, meglio me le vedi io. Arrivederci. Ma saluto. Ma la pigliate se la Perciò naturalmente tu non hai manco un capo. Sabe io che non ci impaiava, o c'è un cavallo e mi facevo mercato a Messina. Scecco! Ma che non scecco ci poteva impaiare un capo. No, scecco sei tu! Ah, scecco sei tu? Ho capito. Un carro, automobile, come chiamano? Non è un'automobile, una macchina! Ah? Tu non hai capito niente, caro fratello, tu non sai come spunto sul, non capiste niente? Lei non è una macchina! La macchina. Manco una cosa piccolina! La macchina. Una 600, una 500, una Topolina, lei è una Topolina! Ah, se fa Topolina, basta che ne esci la sera a tuo quartiere, a tuo cortiglio, di venerdì ne escono certe zoccolone così, che perché io so che Topolina. Esci certe topolone senza taglia e hanno una vita. Capisco, Franco? Caro fratello mio, come sei ridotto! Meno male che figlio Oh, Franco, meno Meno male. male. che figlio Perché Cesarino? Perché? Che aver compagno al cuore scema la pena, fratello mio! Che dici? Perché io ho un compagno dove? E ci fa pena che esce. Me ne porto scemo pure E che ne che sai? io che faccio salutare la casa e me ne vaio. Un scemo ne manca, un scemo tu due. Così, ma... Basta, forza, io ho visto il cangiare. Che cangiare? E cangiare? Vengo pure io, cangiare. A cangiare. Che cangiare? I dollari. I dollari? Sì. Ma quale dollari? Cangiare, sempre i dollari vedi. E che pensate? No, ma è cangiare, ma che faccio? Un esci vestito così, usuniato, proprio stamattina. E buttare a Rosi in giro, in città, a Messina, ci faccio fare una passeggiata, ci faccio mangiare una brioche a bella, la granita, non la schifezza che porti tu. Facci vedere un altro dopo. Sì, facci lui. Ci faccio vedere un altro. Attenzione. Yes. Sì, yes. Oh, facciamo il cangiare. Oh, poi però lui tornava a pranzo. Ah, donne, qua. Che? Ah, donne. Noi facciamo colazione fuori e poi veniamo a pranzo. Sentiste? Però non vi preoccupate, no, non vi preoccupate perché io mangio poco, mangio leggero, poco carboidrati. Invece belle proteine, belle bistecche, pollo, coniglio, pesce fresco, verdura, frutta e che fetta di torta, cheesecake, un bello coso così, va bene? Quindi stai tranquillo, bucate queste cose. Va bene, Ah, capisci? mi stavo ascoltando una cosa importante. Che cosa? Yes, Messer Rosso non beve vino, Ah, non bevo vino. No, vino non ne beve. E che bevi? Beve latte fresco, Non ti preoccupare, Don Pasquale passa cavallo. latte fresco e juice di pomodoro. Giussi! Vieni qua, Giussi! Quale juice? Che diste Giussi? Juice di pomodoro, come chiama capo? Succo di pomodoro. Ma che dici? Succo di pomodoro. Ah, no! Tu dijiste Giussi! Succo di pomodoro e latte. Va bene, tu cazzo tutte queste cose e poi noi a pranzo torniamo qua. Mi raccomando, non mi fare tutta figura come si roso perché mi sentivo, eh? No. Va bene, ci vediamo dopo allora. Goodbye, bye bye, a dopo. Bye bye, bye bye, Yes. Goodbye. Senti, Che vuoi? rovinata la casa! Che vuoi? Rovinata la casa! Che vuoi? Sì, ha rovinato la casa! Non c'è! Dopo hai ragione, non c'è! Ha ragione di fissa! Va bene, ha ragione di fissa, come dici tu, non c'è! Va bene, hai sempre ragione tu! E va bene! Hai sempre ragione tu! Che può fare? Che Oh my God! Where is? Ma dove essere? Io non averlo trovato! Where is? Oh my God! Cicci, senti, lo ha macchina davanti all'occhio miei, perché vi giuro quanto è vero Dio che quando Ida arriva qua, gli occhi saudi sopra, a muzzo con tua coda e anche lei. Non c'è più discussione! C'è cazzo, ma tu devi calmare ora,
Ci puoi mettere a buttare. E così va. Calma su. Vada a secco, non parlo e non ti niente. Calma su. Buongiorni. Come avete dormito? Buoni. Io benissimo, Concetta. Tuo letto, ecco. Ah, facci meglio. No, e poi Come tu grasti ma frate. io I am happy. Chi è? I am happy. Ma chi è? Chi appi? Non saccio che tu ti appi, ma saccio che tu vorresti mai visto. I am happy, contenta. Contenta, perché puoi essere tutti molto fideli. Ma non Fadì! Ma come si permette? La nostra casa nostra, le facce e facci. Ma, Fadì! Ciccino, Sì. ma dove essere lavatoio? Ma, uomini che è volontaroso! Ti vuole aiutare a lavare i robe! Miss, scusa mia, la mia parola! Ma queste non sono mani di lavagnare, queste sono mani di modella, segretaria, di miss. Vedi già che brava sta picciotta. Ciccino, tu essere caro Ciccino, puzzolente. Ma, e che mi fai? A scina, forse perché tu mi sono facendo i seggi, o mi fai valere. Ma che dici, Cristo? Ma che dici? Ma, io sapessi solo una cosa. che cosa dici? Io sapessi solo come ci avessi a mettere a te miss la testa nell'acqua fresca, poi vi faccio rinfrescare le idee e me non ci rompessi la testa all'auto. Io non capisciare, non c'è. Oh, vedi, non pisciare! Non è che sta, piscia te, dai, lascia un pisciatore. Ma come sono sti regalo? Non pisciare, cani! Dai, ero buttato. Dai, vieni qua, sei pisciare. È pisciare? Io non capisciare, no. Ma non la capisci. Io. La mattina chi? Wash, pish. Che sai questo, dici? Guarda, posso capire. Ma che capisci, come regali tu? Miss, tu, così. Sì, così. La gente stamattina ha voluto un bacio. Sì. Ma che vuoi andare a mare, miss, a mare, a Natale? No, sì. Sì, uomo. No, sì. Sì, oggi che americano è un non male. No, io pish. Ma che pisci vinto? Volevo regalargli a Pisciotta vicino alla casa, ci vanno 4 ore. Ma cosa porta per già? Ma che dici, Concetta, pisciotta era compagno di Giuliano? Chiedono Palermo, che Sì, dici? vabbè, come no. Ma cioè, che voglio dire? pisciazzona, piccola piscina, pisciottola. Ma che voglio sta a male? Adenozza. Sì, adenozza. Ma che dici, adenozza? Concetta, tu nemmeno capire. Vada a sto momento. Io, se pigliassi a venire una spunta e se ne daria tante, ma tante che te la devi ricordare per tutta la vita. Ma per favore, maiette da mare tu e noi che ti stiamo qua a scudare. Ma va a scuola! Che ci dici? Tua benedetta parola che serve a me! Brava! E che ci dici? Bravissima! Vascola! Che bella! Yeah! Brava Concetta, meglio che io parlo solo! No, vada, meglio che da me non ti fai proprio a vivere, proprio! Ma c'è, a vasca e bagno! L'hai detto io! Ma che vuoi a vasca e bagno? A vasca e bagno! Io e dicilla mi sono la vena vasca e bagno! Dicillo, va! Missi, questi non tenere, non avevi vasca da bagno! Miss, ecco qua, vasca da bagno! No! Modello Tinozzi!
passa. Modello Zancone. Noi ne lavamo un pezzullo alla volta. Prima se facesse che inizia mia figlia Angelina e se lava un pezzo, poi mia moglie andava su pezzo e per l'ultimo me lavo io che sono tutto l'anno. E tu l'anno a Pasqua e a Natale, ora siamo fuori tempo. Fuori tempo completamente. Oh. Ma come fare? Come fare? Sì, che dove io? Ma piccola! Chi stai? Quando mangi sta manestra di dieta da prima? Oh, it's impossible! It's impossible! Io mattina wash, sciacquettare, io lavare, io ieri ho camminato lunghissimo, piedi, walk. Io sporcacciona, io tutta sporcacciona. Ma Sofì ci sta lasciata, Sofì. Io anche ho letto sporcacciona. Ma arrivo, sti cose dallo casa, sono su letto di una frase, facci sta sporcacciona. Zizi! Buongiorno! Da sta casa noi siamo mangiato sempre pane e onore, come buttato fra! Buongiorno, da sta casa non sto solo lavando, perché umani sono stati fottendo i cazzuri. Ma che capite nella stessa sana? Guarda che c'è già! Guarda che c'è già! Ecco, i miei professori di non si marrano mai. I suoi professori di Parlamento siciliano. Avevo sta cosa. Che vuole dire, Miss, i professori di Parlamento? No, avevo imparato me tante parole. Sì. Professori, loro dire io, tutto qua, dire fidentuni come dire ti voglio bene. Puzzolente. Puoi dire tante parole anche difficili, scurracchiato. Sì. Puoi dire tappanara. Spunchiruda. Brave. Sciuta mamma. Dopo che benvenuto, che viene qua per fare prodigi. Simpatici. E andare, simpatici. Capisco che figlioli da figli, come i papà. Insegnaste poco. Ma quando fai guai e solo toi. Va bene. Io sapete che dicessi, che la situazione è vera. Sì, ragioniamo, non c'è. Io dicessi che la Miss può essere che ne può giocare. Io ti stavo dicendo, perché non ci scrivi? A scruare. A scruare? Sì, a scruare e ci domaniamo se c'è se ma frate, Cesarino tutto questo. Te lo saputo. Miss. Oh cara Miss. Cugetta. Vieni un po' di qua, passate qua. Just a moment, please. Che stamattina una parola. Che dice? Disse a momento. A momento che tu parli, tu insegnassi italiano. Ora dai, non fare nada. Guardate che non sto parlando più. Sì, con Giorgio, ma marito sono sì, non fare nada. Sì, la mando sciare. Meno male che tu sai fare i fritturi, non fare nada. Sì, va bene. E se va bene. Cai. Tu avevi chiamato. Io vedo come sono l'acchettone. Sì, Miss, ti posso domandare una cosa? Tu capire tutto, ma proprio tutto del nostro Parlamento siciliano? Io scrivere, parlare. Pigli appunto. Allora mi sapesse dire se mio cognato, frate mio marito, America fece soldi o tu noi cacchio coloro sciazzati quando partiu con una mano avanti e una mano arretra e che morti fame prima. Oh, Concetta, io non avrei capito manco una parola. Non avrei capito. Troppo veloce questo tuo slang. Slang siciliano. Sì. Idea mia mi pare che capisci solo che tu che vuole capire. Miss.
No, Come, vicino Milano? La sapete, va. Dire di nuovo. Vicino Milano. Va bene, dire di nuovo. Dire di nuovo, sì, Cioè, sì. più lentamente. Sì, lentamente, ti appunto il gioco. Ti appunto il gioco, va. Sai che ti dici che tu sia a convenienza e io per chi male parole non ne saccio dire, se non perché slang siciliano tu insegnassi io e la prima cosa che ti dicessi ma aietta sangue, ma io non ne saccio dire male parole. Aietta sangue. Che significa? Ietta sangue è bella parola. Oh, yeah. Sì, ietta, ma la moglie mi dice sempre ietta sangue. Sì, sì. E che significa? Che vuol dire che sei bella, ietta sangue. Sì. Che ti voglio bene, Ti voglio bene. perché a mio marito ci dico sempre. Sì, ti vuole bene, ma moglie. E mi E dice che passano guaio pure. Passano guai, che significa? passano guai. Questa è una bella parola. Passano guai e un bacetto così. Ma moglie mi manda ad andare a dormire, mi dice sempre, poi dice black. Oh, Concetta. Passano guai, black. Grazie, I love you. I love you, io l'amo e pure stesso. Oh, grazie. Concetta, tu essere grandissima disgrazia buona. E tu essere grandissima. Caro Vigizio, donna Valeria. Cesarino, I love you. Ma che bella manina. Oh, ma ci vuole. Siamo belle, stamattina, via Colombina. Sei pronta per andare a passeggiare? I love you. Passa il guaio, black. Ietta sangue. Ma mi ci insegnaste tu? Io? Sì, io? Tu che non hai niente da fare, hai la testa bella, libera di pensiero. Ma che dici? Io ci dici sti cosata, ma non si dice, ma lei non lo ascoltare questo. Oh, Ciccino, tu essere spurnacchiato. Cesarino, non essere geloso. Tu essere il mio grandissimo cornudone. Finalmente. Andiamo, non ascoltare queste persone che ti portano a cattiva strada. Andiamo, mia cara. Andiamo, mia fringuellina. See you later. Mia pomodorina. Pomodorina ci disse, pomodorina. Concetta. Io chi sto denuncio, Concetta, io un denuncio. C'è la chiesta di che legge. Io denuncio Caputucere. Io denuncio a chi ho caputo da ieri, ho caputo da Nari. Io denuncio un presidente d'America e hanno un gran cornuto di Cristoforo Colombo che scopriva la vera. Perché se Cristoforo Colombo non scopriva la vera, ma frate, non c'è nada. Oh Ciccino, stai calmo, che ti vuoi fare vedere? A che cosa? Sì. Così. Ah, che cosa? Una cosa sola. 1000 cose ci hanno a pigliare a Ibro e a Sofrata. Che mi stanno facendo male, scartata, mi stanno facendo male. E ce ne stanno lacrime d'America. Ma che fai? Poi la volta. Che fanno spunti? Che c'è della ragazza lacrime d'America. Giovano, ha smettito questa canzone che mi porta malaugurio. Avanti, grazie. Mamma, io dammi 100 che in America voglio andare. 100 lire io te dico, ma in America no, 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 no. E non mai, cretino, che t'hanno più morti fame quando partisti. State da casa a mangiare parecchi pugni e non ci fa incanire la farina a noi. Abbiamo ragione. Sconcio tutto. Scelta, ma volete fare ridere la gente? Che è questo manicomio? Un manicomio, le mu fare ridere la gente. Che sta succedendo? Perché che senti? Che senti sto bucio?
hanno sentito fare buci e ora mi sentite fare ancora più sai, perché io non faccio solo buci, io metti manifesti, un frate mio marito, tu noi d'America, più morti fanno quando partio e si tocca a pedire i braghettoni, da nostra casa sulle nostre spalle, mo campiamo, oh ben capisco, ora sapete. Oh, e chi stai quanto passa? Donna non c'è... I panni sporchi si lavano in famiglia. I panni sporchi non si lavano in famiglia, io i panni sporchi li lavo tutti onna della vita, perché volete sapere io faccio la lavannara e ora sapete tutto. Da gambasta? Ma vogliamo fare qualche cosa? Ma infatti, siamo tutti a vostra disposizione, che non dite? Avete soldi? No, avete soldi? No. Hanno i soldi di giù. Hanno i soldi di giù. Specialmente. Io ora mi scrivo per bigliettini visita. Mi scrivo Concetta Tramontano, professione lavannara. E hai ragione, Concetta, sposata con Don Ciccino, Speranza, ma su spascia di vocazione e molto da fama da professione. Questo è quanto passa. Scusate, ma che sta succedendo? Non succedeva niente, figlia. Io e tua mamma stiamo pubblicando i nostri titoli nobiliari. Questo è quanto passa. E poi Don Ciccino calmate più. Io campo su. Capo volemo bene tutto, siamo sì per gente stamata. Usaggio, grazie. E questo è che mi passa. Io a cui bene grazie. Siamo gente stamata. Siamo gente stamata ma non basta. Ma non basta. Perché se no, signore, mi mannasse a caccadono, mi mannasse un beato, mi mannasse un santo, mi mannasse un angelo, mi mannasse un vescovo, un parrino, un cardinale, caccadono mi mannasse. Dove lo mando uno spaccucchiato? E a chi sto si podia risparmiare? Dici, Gabi, settato. Volevo un bicchiere d'acqua? No. Settato, dici. Ma settare che stai... Ma stai pure io. Ma stai venendo dopo questa male, ma senti. Dici. Male, ma senti, ma... Chi? Ma chi faceva sempre? Buonissimo, ma vostro fratello iniziò i soldi. Mica, non dite che stai venuto allegro. Sì. Meno male. Ma non mi piace, il cavaliere... Un cavaliere posso parlare veramente? Sì, parlate tanto ormai. Ma oramai siete ricchi, che problema c'è siamo ricchi e priati. Ricchi e priati, perché da situazione si complicò. E non picca si complicò. E di chi? Perché è sicuro che io perdo posto. Va bene. Ma se perdo posto, me ne vengo a travagliare. Potete vedere che ha un caricato di giù. E dice buono. E che io posso essere un cane fedele, un uomo di servatore posso essere. E va bene, non c'è problema. Sì. Sapete perché? Perché un disgraziato, un cavaliere sporco. No, facetemi spugare. Chiamo fantasma che sono sott'occhio. Basta spugare, ti stai spattando. Bene. Stai spattando, sta venendo qua come una bella ma perché che viene che un cavaliere? Signore, sta venendo qua come una bella feroce. Gli affari giusto. Sapete che tu è un maledetto, non sapete che si è permesso di dire. Ecco. Dici che io mi scanto da voi. E te che c'è già pure sto figlio, non mi commuovito tutta casa. Che studessi. Lo cristiano. Signore, che non sapete che tu che dissi. Che disse, scusate. Dissi che ci facesti passeare a vostra figlia su te mussa. Ma che succedono? Cosa disgraziata! Angelina, che ci c'hai? Fino a prova contraria io e tuo padre ancora siamo vivi. Ma picca però, ancora per picca. E che vuoi domani non guarda come preparo su questo, che se ne fissa. Ciccino, questa situazione stava risolta per sto cristiano
c'è le pagare e c'è sul parabuco, capisci? Ma come? Brava, Ma come va? Che non l'avevo... Tu sai come le Bravissima. pagare, c'è sul parabuco e non va a parlare giusto malo cristiano. Ecco, se mi fate una... Go! Bravissima. Che in qualche modo sa a fare. Ecco, dimmi lui. Il gioco. Va bene. Ma perché non ci decidi tutto così? Così si regola, va. Ma tu niente puoi fare, sarà nessuno tuo marito. Ora pensai mi raggiungere. E poi, io me la mandare i soldi, ora vai ci cerco. Però sputtavano qua. Ma non c'è, come non c'è? No, hai ragione. Ci pensava stamattina. E vai, prova! Ma non è che ti succede qualche cosa di Non è che fortuna? tuo marito non ti ha bastonati. No, ci vai tu, ci E dacci la testa, la cannesci per forza. Ma che mortificazione! È buono, lo so. Ma che modo savi a È fare? buono, Concetta, io lo so, io avanti, lo sai. Avanti. Ma tu non fai niente, c'è pensare a tutte cose io! Ma tu si caghi che venisse a manescia. Cicci, non vedo una truppa. Dacci, per non darci. Sì. Venite qua, fate Ah, volete di casa? Sì. Basta. 500, basta, non basta, vieni a cambiare! Da cambiare, scrivete 550. Scatti, Non mi interessa, che fare con 550? Io ho come interessi. Ah, 50 si viene come interesse. Bene, dai, cavoli. Ma lo sogniamo allora. Non niente fa per niente. Quindi non è nessuno. Va bene, Don Ciccino, state tranquillo, quando accidente a malattia siete con amici. Vedremo dopo. Chi stiamo a puntina cantata? Dici sempre una cosa. Ma vedi, vergogna. Tocca accidente a malattia, se vedono l'amici. E a me mi facevo fare voci da Ma fuori. poi si sta state ben Quindi non ne nessuno sotto vostro fratello. E io ora come io ora detto se metto soldi e a mangiare il capo E va bene, c'è un posto. Ma andiamo lì a mangiare il capo. Antonietta disse che fa un mastro Pasquale, mi si fa prestare là. Ah, un mastro Dice che Pasquale. presta soldi con te. Speriamo. Povera moglie mia. Ne mandaste, sì. Tanto padre me lasciasse. Mazzettini qui, che non feliste e non consuma sta vita, ma perché non è mai cacciare il sapere? Come la sta sto costipato, bella come un sole marzo e rosa come un mare, per come una sovattata. Ma devo fare da sculturiare sto calendario, Ma fare da lasciatemi la sculturiare. sta cianciura. La cianciura non sa fare. Questo sapete perché? Perché? Perché io hai un cuore morto. Io vai a dire, ma da pagare, ad annescere i soldi. Tutto il mondo individuo! Non potete, che c'è? Ma come vi permettete? Ma non c'è un equivoco, non c'è, ci stavo spiegando una cosa. Ma come vi permettete a gridare in faccia a questi due umili signori? Madonna, Vi farò licenziare! ma non c'è, spiegateci il Ma rumore. veramente Don Vittorio, niente, un equivoco, ragioniamo. Don Gennaro, noi un amico. Donna Concetta, Don Ciccino, non cercate di scusarlo completamente, perché io l'ho sentito bene. Mi avete a pagare, ma perché senti una cosa, quanto aspetti da questi signori? 100, 200, 600? E te qua, caso, ti io, raccogliete il denaro. Ma Don Vittorio che mi mette a cogliere, che c'è? Raccogliete il denaro. Ma non sai Vittorio, sai? Raccogliete il denaro! Sì signore, ora mangi un chiaro questo colore, vai, quanti colori. No! Io vedo come romperlo. Ciccino, raccogli il denaro. Corri. Concetta, leva stanfetti ai 41. Abbiamo romperlo. Perché mi si fa di cosa? Ciccino, restituisci il denaro al signore. E chi è tutta una farsa? Restituisci il denaro al signore. Noi questa gesta
non la possiamo accettare. Perché noi- Dicillo pure tu che non possiamo. Noi non potiamo, perché potammo l'anno scorso con un vocale, i nuovi diciamo noi, per un vocale e non potiamo, perché piccolo non ci vede. Oh. Noi non la possiamo accettare, perché c'è da dire a vostro pace che se io avrebbi saputo che voi eravate chi siete, tutto questo non avrebbe mai potuto succedere. Mai. Voi siete entrato qua in casa nostra con lo psichedondonimo e quindi questa cosa non la possiamo accettare niente da voi. Oh. Giusto Francisco? Tante parole, Concita, tante parole. A voi, caro Vittorio, vi abbiamo fatto chasere in casa nostra, perché voi vi presentaste in casa nostra con queste amiche, con un giorno, vai a capire? Oh. E noi alla parola povero nella gomori, perché noi siamo abituati, e però ne stuppammo un occhio così. Perché quando in questa nostra casa sentiamo la parola povero siamo affezionati. E poi vi dico una cosa, voi siete entrati in nostra casa con l'inganno del cavallo. Quale cavallo? Chi non lo so? Non lo so! Un cavallo che so, chi non ti cresce? Ma non studiare sta storia, Concita! Oh! Meno male che studiaste tu, E Francisco. allora, per chi sto andando? Capisci? E vi ripeto che noi siamo affezionati alla parola povero. Oh. Madonna Concetta, Don Ciccino, voi mi state mortificando ed è ingiusto. Ma io ora vi prego di accettare questi soldi. Non tanto per voi, ma neanche per me, ma per quegli occhi tristi che ci sono là accanto a quel tavolo. Io qua non voglio lenti, non ti voglio vedere più. Angelina, ma che colpa ne ho io delle enormità di mio padre? Te ne devi andare. Angelina, ti prego, tu devi accettare questi soldi. Io ormai sono maggiorenne e penso che sono disposto a tutto, pure a trasferirmi da casa mia, andarmene da là e venirmene qua. Oh, ma che si faccio? Ma per favore, ma dirmi se lo faccio questo? No, non pennannate a noi di bagno. Concetta, state poco Concetta, l'acqua ormai è ensaiata e piglia tutta perché. Ne manca nauso, veramente. No, ormai tutto perché lo sai, Concetta, che può fare? Oh. Angelina, ti prego, accetta questi soldi. E va bene, così volete? Io sapete che faccio? Guardate che manco ci vedi, stai sicuro? Li metto qua, fatene quello che volete, io li lascio là, passategli di sopra, spazzateli, strappateli, ve lo ripeto, fatene quello che volete, buttateli nella spazzatura, tanto quello è il posto del denaro disonesto. Va bene, così dici tu. Va bene, E poi non restare, già. Dai là, quando... nelle... Già, restare, già. Quando passate chiuttato una scuba, raccoglieteli e li buttate nell'immondizia. Ma... E dove sono questi soldi cantati? Di nessuno, sarà chiedere in tammunizza. Ah no, tu sai che tanto ammonizza sto punto ammonizza sul mio. Buona, posto sì. No, figliola. Tu sto luna mia veramente sotto mi giù. Cesarino, cauto, scusa, è serio e non si scherza. Ma tu stai scherzando, Rugnale? A me sotto mi giuro parlare di me, se poi non mi giuro non lo so, ma lei mi conserva. Sì, ma voi continuate, parlatevi fatti vostri, che casa siamo tutti in famiglia. Da Potturina si Gaccia lo stanno. E se ne va andare. E va bene, me ne vado. Ma sappiate che cosa, Don Gennarino? Che senza Maddio succede che cosa? Sarà tutta colpa vostra e che tu gran beduini ma vacci. Ma Don Vittorio, Niente. che c'entro io se sogno mandato? Ma io che appa? Che appa? C'hai a dire non pagare, non mi date soldi, un cavaliere di Bravo, benissimo, benissimo. Dove viene? Silenzio, Ma silenzio, sto qua con mia moglie, che devo parlare con questi signori. E voi vi tenete di licenziare. Da domani sarò l'esattore di me stesso. no! Mettetevi là. Sì, Ma tosto. Oh,
Che dire, torna qua. Ma che sti qui? Sei in casa di cristiani, non saluta, fa buci! La casa di cristiani! Chi sta da sua casa già sì? Sì, ma noi paghiamo l'affitto! Quando ci paghiamo? No, noi paghiamo l'affitto! No, perché veramente avanza 4 mesi. Non ci non pagare! No. Allora questo non va bene! Questo non va bene, no? Quando cola, scusate, parlo No, non parlo niente, tu capa su una casa su mio e parlo io. Cavaliere Donnegola, quale onore oggi in questa umile casa che siete venuti voi e la signora Cavallera che ci ha dato tutto questo onore. La signora Cavallera, un multista, e facciamo tutta famiglia, cognata, ma che dici, state muta, parlo, Cavaliere, scusate, ma volete la sedia? No, non c'è bisogno, sarà una visita breve. Ma frate, stanotte non andiamo, ma la seggia ma potremmo dare? Sì, la seggia, Cavaliere, ma potremmo dare. Aspettate! Ma non sempre più murare, Cavaliere! Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Va bene, come dicete voi, sarà breve la mia visita. Una visita inutile. Oh, e no, Parla morte e mi scaduto. Va bene. Cavaliere, e settate, ma facile la parlata di moto! Settate, Cavaliere! Con la signora Cavallera! La signora Cavallera! E chi ha la figlia stasera? Buttatelo nel cestino. Settate, forza! Ma neanche ci avete da dire. A posto, 5 minuti ci avete da dire. Perché venite? Con tutto il rispetto, grande onore, ma perché venite? Vittorio, perché fai così? Io sono tua madre, comportandoti così a questo punto mi fai solo piangere. Mamma, forse non avete capito che io ormai non sono più un bambino, io sono maggiorenne. Vittorio, io non ti consento di parlare così. E io me ne inviso. Vittorio, non fare sentire male a tua mamma! Vittorio, non puoi parlare con me faccia. Non sono un pazzo, infatti non mi farò piegare. Signora Cestunia, non vi pigliate. Gertrude si chiama. Datevi quel signora Gertudia, non vi pigliate. Volete un bicchiere d'acqua? Che le dà? La signora Gertrudia. Con un cordiale! Se non vuoi bicchiarci. No, grazie, stiamo con me. Si sente bene, signora Scornacchiata? Ma che dice questo? No, scusate, lei me ne va. Sorry, non sarà buona! Non buona, no, scusate. Non sarà buona! Ma cosa mi doveva capitare? Non arrabbiare tu, devi essere molto fidente. Ancora! Gertrude, andiamo via da questa casa! Non parla buona patata! Non è possibile! My lady, no, my lady, meglio che vai di là! Ok, però poi non arrabbiare, No, non si arrabbia. perché vuoi essere tutti grandi fidanzati. Andiamo via da questa casa! Andiamo via! Buono, Cavaliere! Cavaliere, non complicate, poi se me regala, non capisci poi. Ci dovete scusare! Ci dovete scusare! Settate, Cavaliere! Settate, avanti! Non mi sento! Poi dimenticate che io sono stato ufficiale d'artiglieria! E vabbè, che vuole dire, Cavaliere, pure io ho fatto l'esercito! Io era in ta cucina, che vuole dire? E buttava patate! Io buttavo patate! E che facevi? Ma che stai dicendo? Va bene, state voluto, va! Settate, Cavaliere, settate! Avanti! Vittorio! Signor sì! Ma santo Dio, ma che cosa mi tocca sentire? Che cosa mi tocca sentire? Basta, basta! Non voglio parlare più con te! Silenzio! Basta! E voi, Don Ciccino, Che c'è? vedete quello che mi dovete dare e ditemi quando me lo date! Mai! Come mai? Allora non avete dignità! A dignità la mia! No, non avete dignità proprio per niente! Ma che state dicendo, Cavaliere?
Come che stiamo dicendo? Statta, non dite a poco, statta, Sentite tutte e due, perché ora riuni i soldi e ci sbattiamo tutta faccia. E ti tu su una mannare del capo. Sì. Ca, questioni manuali. Dai, Mariuzza, sta bene. Mariuzza, sì. Mariuzza, tutto a posto. Cavaliere Donna Gonna. Cavaliere Donna Gonna. Canne dicistu che non avevamo dignità, ma questo non è vero, perché ora vi dimostriamo noi la dignità che avevamo. Ora sarete pagati in questo momento e non andiamo a parlare mai più. Avanti, Maria! Che ha tutto a posto, Maria! Tra una settimana! Tra una settimana! Ma se io ho visto che ci dico che me lanciai! A me non manco a buccia! Cavaliere, veramente potessi che vi dà un'ora e niente, vorrei a scocere falato, veramente non può essere. Ma tu dici marito, ma parla tu, spiegami marito. Ci fu un inconveniente, cavaliere, e che c'è qui? E che c'è fu? Che ti daranno? Ma dico io, mi volete prendere in giro? Armando, ma dico io, ma che c'è qui? I soldi, tutto giustato, sarete pagato ora, subito, per chi vi dimostriamo che Concetta Tramontana ha dignità là, ve la pururando, capisci? E veda zitteri e veda chiudere a bocca. Vediamo questi Armando, vediamo dove sono. Ti dessi. Ma che fai? Con Ciccino. Ciccino. Sto cancelletta malaria si ritrova l'amici con Ciccino. Sì, però. Con Ciccino io vicino alla pizzeria e poi mi dà fortunato ora. E che fai? Ma adesso mi sono. Sì. Io ti la sacchetta. Sì. La sacchetta c'era un buco. Sì. Ma manti a burro. E poi ti soldi. E ci accogliamo. Ma che te ne sta? Che te ne sta? I 50 lire di interesse. Ah, i 50 lire ci vuole. Ma non Ma che cosa che cazzo? Ma ci fu un conveniente. Un inciotto via, sacchetta e i montini, che bambini. Ma smettete. E che sei tu? Ma vogliamo sapere? Sì, ancora c'è dell'altro, vediamo. Ora un attimo, quanto non organizziamo, cavaliere? Ora vediamo. Ma c'è, mi pare che sta non lo fa solo. Cavaliere! Finalmente per stupamo a buco! E che non c'è da bene di più! No! Serafina sta ruando! Ora sarete pagato fino all'ultimo centesimo! Serafina, vedela solo! Persino hanno vicino! Disgraziati, non mi decisate! Uscite tu! Ma spacco la testa! Non ci doveva spaccare tu, Ma finito da signore, ma mia, dove mettere stasera? Ma finitela con queste pagliacciate, finitela! Sentate per caso, sentate. Vedi, Bernito, siete per caso. Basta, andiamo via per cortesia. Lo sapete che cosa vi dico? Ci rinuncio, non voglio più niente. Anzi, lo sapete che cosa vi dico? Che cosa dici? Che i soldi ve li do io. Basta che ve ne andate da questa casa. E subito! Ci basta un pochino d'acqua così. Cavaliere, facciamo un favore. Ora già avete parlato assai. pure. Ora mi stancai. Pure. Sapete che facete? Parlate uno spetto con l'avvocato e poi pensate che ancora in questa casa ci stiamo noi. Parlate uno spetto che poi vedete. Già abbiamo dato troppa importanza, ora mi stancai. Facete un favore, andate a dire che con voi avevo potuto già abbastanza tempo. Perlomeno mandate uno scatto e poi pensate io, ora l'udienza è sospesa. Dici l'avvocato, come lo avevi risolto con l'avvocato? Pare che Parrabone a fine scuola. Tu stai andiamo via. Te stai avuto un frate. Vittorio, tu sei... A questo punto ce ne dobbiamo andare. Vittorio, tu sai tutto, io sono la madre... E io sono padre e non posso accettare più questa situazione.
Don Ciccino. Chi c'è? Donna Concetta. Io stasera non vine qua con cuore contento e vine con tanta rassegnazione e non vine manco come bicecchi soldi da comprare da mensilità. Io vine per dare statura alla figlia. Vine per bicecchi a mano dopo la figlia anche tu. Oh, signora Cesturia! Oh, signora Perché Cesturia! lo sapete, stamattina entrando in camera sua, sul convogio, guardate che cosa ho trovato. Ma chi è casa? Certo che sa. Parlateci qua con me! Ah certo! Certo che fate! E voi che cosa pensavate? Che non ci piacevamo prendere in giro da questi due ragazzi? Non è così! E poi Gertrude, io non sono d'accordo su questa cosa! Tu l'accetti ma io non l'accetto! Cavalieri! Guarda, dico che non l'accetto manco io sono lì sapere! Ma dove stai muto? Ma non puoi stare muto! Capite? No! È stato... Ah, ma stai muto! Cavalieri, guarda! Facciamo uno 4 conticenti, scusate, parliamo di chiaro. Voi volete il vostro figlio come si scusa a mano punti? Voi al vostro figlio, quanto ci date? Ma come che cosa gli do? Io do 2 milioni! 2 milioni! 4 voi, 7, 8, 2 milioni! Ma la faccio da ridere, cavalieri! Cianati! 2 milioni! Ma cosa devo sentire? E va bene, 2 milioni! È un appartamento, va bene? 2 milioni in appartamento! Buono! Ma non mi faccio da ridere, cavalieri, benissimo! Voi con tutti questi casi da vedi e i soldi ci danno 2 milioni in appartamento! No, cavalieri! Voi volete il vostro figlio se marito a mano voi ci dovete andare almeno 5 milioni in contanti, appartamento, ma casa a mare e casa in campagna. E aspettate un'altra cosa, perché se no, ma da voi non si marita, vi stai dicendo. Voi all'appartamento ci avete a mettere un telefono! Mamma, io la tu telefono! Non tu! Sto telefono nuovo per tu! Un telefono! E un carro su! La macchina! Allora voi non avete capito che questo è un matrimonio d'amore, non è un matrimonio d'affari. Certo, è un matrimonio d'amore, giusto, cavaliere, io lo capito. Giusto, avete ragione, però mi dite che ha tolto. Ma io vi sento parlare a voi che avete tutte queste pretese, ma io dico una cosa, ma voi altri, a questa ragazza, che cosa gli date? Che avrei un cavaliere? Non si può dare torto, a questo punto no. Poi avrei ragione. Che tu dici che ci vuole 5 milioni un appartamento di spettacolo? Ma tu al tuo figlio che cosa fai? Signore mia, e chi c'è da la figlia? La figlia ci dà tutto cuore, ci dà tutto che tu hai. Ma se quando uno non ha la lingua di cianci, che c'è da? Ci posso dare i robe che hai in cuore, sudati, chi c'è da, signore mia? Cosa gli devo dare? Cosa? Io per la figlia facessi tutto, per padre. Hai ragione, fratello mio, hai ragione! Meno male che Caccetto Franco è lì e ti ha portato un tesoro! Un tesoro! Ti ha portato un cuore! Ma un cuore lo devo pagare io! Un cuore che batte per te e con te, fratello mio! Io ti ringrazio! Ugo! Io pensavo che tu mi buttavi un sostegno finanziario! Caro fratello, aspetta un attimo, tu abbi fede in me! Aspetta! Che succede? My lady! Ugo! My lady, Miss Rose! Yes, my lady! Come here, vieni qui, my lady, vieni qui! Dici, prendi quello che sappiamo noi, per dire. Non è che ci vediamo cosa? Adesso ridere! Yes! Adesso piangere. Forza! Forza! Quanto ci volevo dare a Giangiolina? E che ne sai? Chi c'è scritto? La legge. Sai legge tu? C'è scritto Checchi,
Che è quel? Ah, vedi? Che è quel? Che è quel? E che sono sti vedi? C'è qua a marito non ci dice. Ci posso dire solo io. Andiamo a giù, No, io che scecco di nascita. Ah, scecco come? Certo, money. Sì, i mani. Money. Ci da buone le mani sto di giù. Dollari. Dollari! I soldi! Tutte queste cartine sui soldi. Lo so. Ecco, li avevi sotto e ne faceste buttare. Allora buttati. I buttati. Certo che buttai, e che faceva? Io venivo da America qua e i soldi lasciava in bianco lì in America, li buttai, forza! Scrivevo quanto ci volevo dare a Giangiolina. E quanto ci vuoi dare? Io so fare solo Franceschi Italia. Fuori. E poi non zero. Zero. Basta! No. E zero in ancora. No, non c'è nessuno. E tu che non vuoi mandare la lascia? C'è nessuno. Vittorio, pensaci, dico io, ma noi, la nostra vita, che cosa ha che fare con tutto questo? Ma che state dicendo, cavallo? Quello che avete sentito, quello che avete sentito. La vostra vita? Sì, la mia vita. E qual è la vostra vita, cavaliere? Ma che avete fatto? Come cosa? Che avete fatto che avete ereditato tutto quello che avete da vostro padre? Che hanno fatto i vostri padri, cavaliere? Hanno mangiato soldi? Hanno stringiuto qualche poveretto? Chi sto hanno fatto? La vita io saccio, vedo che fece America, la vita scavando, e buttai un bello gruzzolo, io batti i valigi cattuni, e tornai i valigi di petti, io feci fortuna pensando sempre a mia famiglia, a mia frate, a mia nipote, e petito sarà già i tanti. No, la vostra vita, voi non sapete niente della vita, cavalieri, la vita se no, e ora basta con questi discorsi, basta con i soldi, basta con la vita, pensate all'amore di questi due cartusi, amore genuino, che hanno capito tutto dalla vita. Angiolina, come here, vieni qui pure tu, nipote mio, abbracciateci, e facciamo sto matrimonio, basta! Prendiamo una mano, cavaliere! Basta ora! Ma Cesarino, ma tu che avevi buttato questi soldi, ma perché ne faceste pagliare tu, Ionna, così ne faceste pagliare? Che al momento ne pigliava una cosa! E per chi, cara cognata, per chi? Solo nel momento del bisogno, quando uno è povero, è morto di fame, vivi quelli ci vuole veramente bene. Quando ci sono i soldi, sono tutti già, che ti vogliono bene, ma un bene non è un bene dei soldi. Invece quando uno non ha niente, vede l'affetto dei cari, ecco cognata mia perché. Tu testa sto Marco. Sì, tu testa. Io sempre ti ho voluto bene. Ora. Vieni qua, non potete vedere, alzate. Avanti, caro Vedete, non ci passa più di qua, cangioi ora sai che facevo? Ne andiamo tutto al ristorante, ne settiamo tutti i peto tavolini e paga ma frate ci sai. Mamma mia, da 100 lire che in America voglio andare. La compagnia teatrale Intrecci, fermi che vi dobbiamo offrire una cosa, fermi. Il lattaio, Eugenio. Eugenio? Gennarino! Giuseppe Beba!
Basile. Vittorio e Angelina, Mario Catanese, Antonellina Colossi. Miss Rossi e Cesarino, Caterina Bonarrigo, Giorgio Mancuso. Concetta e Ciccino, Beatrice Calderone, Nino Valesi. La nostra suggeritrice, Caterina Genovese. Al service, Filippo Maggio e Giambattista Certo. La nostra instancabile regista questa sera anche Maria Graziella Certo. Avremmo il piacere di offrire il nostro biscotto tipico, il biscotto sanpietrese, a chi adesso è seduto qua. Quindi se voi vi avvicinate, dico uno a uno lo potete prendere tranquillamente. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha invitato e se c'è qualcuno sotto lo invito a salire sul palco. Buona serata a tutti. Grazie a Niceto TV che ci ha ripresi. Grazie. La cupoletta che si era alzata, passa sta Marianna Pastureta, come va a